buongiorno a tutti, iniziamo col saluto alle bandiere. Conoscere la nostra appartenenza all'Italia, all'Europa, alla Rotary. Salutare le bandiere significa esprimere la nostra riconoscenza al valore umano e storico di coloro che ci hanno preceduti, uomini e donne leader e gente comune, che con il loro impegno di vita hanno reso possibile l'Italia, l'Europa, il Rotary. Salutare le bandiere significa credere nel futuro ed esprimere la volontà di impegnarsi per uno sviluppo più civile ed umanamente ricco dell'Italia, dell'Europa, del Rotary. Nell'estate del 1900, Paul Harris, giovane avvocato di Chicago, ritorna nel piccolo villaggio di Wallingford per rivivere i luoghi della sua fanciullezza e si rende conto di quanto nella grande Chicago, sua città adottiva, gli mancasse l'atmosfera cordiale e le amicizie di un tempo. Concepisce allora l'idea di un'associazione intesa a sviluppare i rapporti professionali e di amicizia tra imprenditori e uomini d'affari. La sera del 23 febbraio 1905, nel corso di una riunione con 3 amici, getta le basi di quella che sarebbe diventata la prima e più prestigiosa organizzazione di club di servizio solidale e sociale del mondo, il Rotary Club International.
I quattro fondarono un club, i cui soci, crescendo di numero, adottarono la pratica di riunirsi a rotazione nei rispettivi uffici, da cui il nome di Rotary Club Chicago. Insieme ai miei consoci, scriverà Paul Harris, imparai a porre l'accento sul dare e anziché sul ricevere. Gli ideali del club trovarono ascolto al di fuori di Chicago, tanto che nel 1908 venne fondato un secondo club rotariano a San Francisco. Grazie alla visione del fondatore, Paul Harris, l'ideale rotariano di servizio si diffuse presto in tutto il mondo. Nel 1917 venne costituito il Fondo Finanziario di Dotazione per sostenere il principio di fare del bene nel mondo come precursore della Rotary Foundation. Oggi nel mondo è una delle maggiori organizzazioni private senza scopo di lucro, tesa a sostenere le iniziative del Rotary Club International mediante aiuti umanitari, educativi e culturali a carattere internazionale. Fin dall'inizio, l'organizzazione rotariana ha sempre dato enfasi particolare ai valori morali e dell'etica professionale e riassunti in due motti: servire al di sopra di ogni interesse personale. Chi serve meglio è maggiormente gratificato. E nella prova delle 4 domande, che si trova una delle dichiarazioni di etica più diffuse nel mondo e tutt'oggi tradotta in un centinaio di lingue diverse, adottata ufficialmente dal Rotary International dal 1943. Risponde a verità? È giusto per tutti gli interessati? Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? Il Rotary acquisisce fin dai primi anni di fondazione un tale prestigio internazionale da poter annoverare tra i propri soci anche molti personaggi illustri. Nel 1942 i rotariani del Regno Unito organizzarono una conferenza per scambi professionali a carattere educativo e culturale. Questa iniziativa ispirerà la creazione dell'UNESCO da parte dell'ONU, affidando alla nuova entità la mission di seguire l'istruzione, la scienza e la cultura a livello internazionale. Il Rotary può vantare anche un ruolo significativo nel processo di costituzione dell'ONU stessa. Durante una serie di incontri avvenuti tra il 1943 e il 1945, un gruppo di rotariani ha contribuito a gettare le fondamenta di quella che sarebbe diventata poi l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che alla conferenza di San Francisco otterrà ufficialmente il ruolo di comitato consulente composto da 50 soci rotariani impegnati a vario titolo nei lavori della conferenza. Con la creazione di programmi innovativi, come lo scambio di gruppi di studio, programma 3H nel corso degli anni 60-70, la Rotary Foundation ampliava con attenzione solidale i propri sforzi verso il servizio umanitario e la comprensione internazionale. Negli anni 70 il Rotary continua ad espandersi e per rafforzare il proprio impegno vengono istituite le sovvenzioni 3H, iniziative di carattere umanitario per alleviare la fame e del miglioramento della qualità della vita nei paesi in via di sviluppo. È stato, ed è tuttora, il più ampio programma umanitario portato avanti dal Rotary. Nel 1979 il progetto 3H ha permesso di acquistare e somministrare il vaccino antipolio a 6 milioni di filippini. Questo progetto sanitario, nell'arco di 5 anni, ha gettato le basi per quello che sarebbe diventata l'iniziativa denominata Polio Plus. Nel 1985, con quasi 1 milione di soci, il Rotary festeggia il suo 80° compleanno e, grazie al Rotary Club Treviglio della pianura bergamasca, lancia il programma Polio Plus per vaccinare i bambini di tutto il mondo. Il Rotary diviene così il maggior contribuente e sostenitore privato di quella che sarebbe diventata una campagna a livello mondiale per la definitiva eradicazione di questa terribile malattia. Il Rotary ha contribuito alla progressiva regressione della malattia su scala mondiale, avendo raggiunto oggi l'incredibile traguardo di 2,5 miliardi di vaccinazioni somministrate. Negli anni 90 il Rotary ha affrontato importanti questioni internazionali, quali salvaguardia delle risorse naturali ispirando il programma Planet Earth, l'unione delle famiglie, l'alfabetizzazione, campagne per combattere l'abuso di droghe, l'invecchiamento precoce delle popolazioni, gli interventi solidali in caso di calamità naturali. Progetti che oggi sintetizzano e rappresentano simbolicamente le linee guida e l'impegno del Rotary nel mondo.
Oggi 2,5 miliardi di bambini possono crescere senza il timore di contrarre la polio e migliaia di comunità in tutto il mondo possono disporre di acqua non inquinata e condizioni di vita più sane, con servizi sanitari accessibili e un dignitoso livello di istruzione. Tutto ciò grazie all'intervento e al costante impegno di più di 1.200.000 rotariani al mondo. In diversi paesi, tante famiglie un tempo senza casa vivono oggi in case dignitose e sicure. Giovani, altrimenti destinati probabilmente alla povertà, possono utilizzare fondi del progetto di microcredito rotariano per dare vita ad iniziative imprenditoriali di successo, offrendo così a ragazzi e ragazze di strada l'opportunità di far crescere le loro idee con un nuovo senso di speranza. Questo perché l'obiettivo dei rotariani di tutto il mondo è quello di favorire e migliorare le condizioni di vita nella società. Bene. Un applauso alla nostra storia, di cui ci accorgiamo di far parte. Io dico la verità, quando ho letto il programma mi sono un attimino preoccupato anche per un saluto brevissimo come sarà il mio. Farlo prima della storia del Rotary è sempre impegnativo. Venire dopo, per fortuna il regista ha pensato di invertire, è molto più semplice perché ci permette di fare delle considerazioni in un giorno come quello dell'Assemblea, in cui ci sono evidentemente dei cambiamenti che cominciano dai colori, per esempio dalla cravatta, che come vedete io indosso e che oramai nelle assemblee dei distretti della nostra zona 12 è invalso l'uso di indossare la cravatta anche da parte del governatore, tanto per rispetto nei confronti del governatore eletto e poi perché questa cravatta e questo motto ci ispira, quindi la indossiamo volentieri e la indosseremo volentieri, Riccardo, per tutta l'annata in tutte le tue manifestazioni. Dicevo della nostra storia, la storia la facciamo noi, l'abbiamo fatta anche quest'anno nel nostro piccolo, nel nostro distretto, sta per concludersi la mia annata, quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito. Io oggi mi sento praticamente di passare il testimone, anche se effettivamente poi lo farò nel congresso del 15 e 16 di giugno, in quella data lì si concluderanno le attività. Però noi abbiamo degli impegni che vengono assolutamente, debbono ritenersi prioritari, come delle cause da servire, come trasformare i soci in veri rotariani. Questo l'ho detto e l'ho scritto. Ecco, io sono convinto che con questo passaggio, questa azione, questa continuità amministrativa sarà una garanzia per il prossimo anno, ma per gli anni a venire, come ieri sera è stato messo in risalto da più interventi, quindi mi sento di condividere questo aspetto, di condividerlo perché ci credo, perché so che gli altri ci credono, so che molti rotariani che hanno contribuito a fare la nostra storia, perché ciascuno, ripeto, nel proprio piccolo contribuisce ogni anno con il proprio motto, con il motto che cambia, con la fortuna di essere rotariani, poter riciclare quello che abbiamo ottenuto dalla vita, riciclarlo nei servizi, riciclarlo nei bisogni della gente che guarda a noi anche con sguardo attonito, e spesso l'avete visto dalle immagini che ogni volta che vedo le trovo più commoventi. Quindi con questo auspicio e con un programma così intenso come quello che avete tra le mani e che oggi si concluderà appunto con la presentazione dello staff di quella garanzia amministrativa, di passaggio amministrativo che deve essere fatta proprio dall'Assemblea. Del resto il manuale del governatore non recita nulla all'Assemblea per il governatore in carica, ma è tutto l'eletto che si fa carico di presentare i suoi programmi, quindi avrete anche delle piacevoli dimostrazioni di come si può gestire un distretto, di come si può raccogliere il testimone rispettandone i presupposti e soprattutto le finalità. Quelle finalità che verranno poi passate rapidamente. Io l'ho detto sempre a Riccardo, ricordati che un anno passa in fretta, e lui lo sa benissimo, come a me è passato in fretta, passerà in fretta anche a lui e anche al suo successore Massimo Ballotta e poi via Diego Diamenelo. La nostra organizzazione, avete visto, è importante, ha 113 anni e continuerà a cercare di essere vantaggiosa per tutti. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buon lavoro e ci rivediamo poi per i saluti finali. Grazie.
finché l'erba continuerà a crescere verde, finché l'acqua continuerà a scorrere giù dalla collina. Così il Rotary continuerà ad onorare il suo ideale, l'ideale del servizio. Paul Harris. Ma dove l'ho messa? Eppure era qui. Forse è lì? Potete dare un'occhiata, per favore? No, lì non c'è. Forse è qui. E anche qui. Qui? Ce l'avete voi? No. Qui forse? Ah, forse ce l'hanno i ragazzi. I ragazzi ce l'avete voi? Sì o no? Bravi! Stavo cercando l'ispirazione. Oggi cosa significa essere ispirati? Buongiorno a tutti. Forse per cercare l'ispirazione a volte dovremmo rilassarci, respirare un po', chiudere gli occhi. Quando siamo troppo rigidi, le idee non escono. È giusto? È così o no? E allora dovremmo imparare a rallentare un pochino. Respira, rifletti sull'obiettivo, sogna. Quanti di voi sono ispirati? Da che cosa vi fate ispirare? Volete sapere da che cosa mi faccio ispirare io? Da un albero. Un albero è magico. Il suo tronco sostiene i rami grossi. I rami grossi sostengono quelli piccoli, che a loro volta sorreggono le foglie. In una crescita magnifica e continua, proprio come il Rotary, un albero magico. Buongiorno e benvenuti! Io sono Claudio Ruatti, oggi proverò a fare il moderatore non convenzionale di un evento importante come questo e cercherò di farlo con allegria, sperando di farvi passare una mattinata diversa dal solito. E per riuscirci ovviamente il programma è molto fitto e denso e cercheremo di andare via rapidi, un quarto d'ora con ogni gruppo per parlare di tanti temi, perché il Rotary ovviamente abbraccia un sacco di situazioni, dai 17 ai 70 anni, tutti sotto un unico motto. Oggi, be the inspiration. Siate ispirazione. Ispiriamo i soci a desiderare qualcosa di più grande, a motivarli a fare di più, a migliorare se stessi, a creare qualcosa che duri ben oltre la nostra vita individuale. Barry Racing, Presidente Rotary International 2018-2019. Signore e signori, Mario Gabossi! Prendiamoci questo applauso, Mario, tanto tu sei abituato ai palchi, giusto? Mario, aspetta che ti do un microfono così cominciamo un po' la nostra chiacchierata. Tieni. Buongiorno e benvenuto. Grazie a tutti. Sono qua da tutte le persone, ringrazio tutte le persone, solo anche Claudio. Guarda che bell'alpino che sono, no? Ma perché portiamo questo cappello d'alpino oggi? Un cappello di fedele, un alpino è proprio la fede di cappello, noi portiamo sul cappello che noi portiamo, c'è bella lunga, bella nera. Oh, bravo, questo è il motto degli alpini, lo sai che vuol dire, che cosa dice il motto degli alpini? Gli
Alpini non esiste l'impossibile e neanche per te a quanto pare, sei un super sportivo, ma senti, togliamoci questo cappello e mettiamoci a sedere. Nel frattempo invitiamo sul palco anche Alberto Palmieri, presidente della Commissione Progetti Sociali. Ormai vi conoscete tutti, però di rito questo applauso perché ci raggiunge. Siediti, prego, mettiti a sedere qui, eccoci qua, buongiorno Alberto. Benvenuto, do un gelato anche a te, che non ti venga magari appetito. Allora, cosa unisce questi due personaggi? Sicuramente lo sport. Tanto per cominciare, qui abbiamo Mario Gabossi. Mario, di che cosa ti occupi? Qual è il tuo sport? La ginnastica e ora ginnastica artistica. Ho vinto i mondiali a Mutara, Firenze, Athleticism Games, ho vinto tutte le medaglie d'oro al 100 e bronzo, i mondiali d'oro e bronzo al 100. Ma vi dico che questa lista è molto accelerata perché questo ragazzo ha cominciato la sua attività a 6 anni e probabilmente l'ispirazione da qualcosa l'ha trovata. A 8 ha cominciato a fare agonismo, dopodiché un susseguirsi di medaglie e questo pomeriggio, se non sbaglio, tu hai una convocazione molto importante. Dico bene, Mario? Sì. Dove devi andare? La regione mi convocano ai campionati mondiali a Germania 5 al 9 luglio. E dici poco e ti interrompi così, ma mi sa che sentiremo molto parlare di te. A 16 anni e mezzo penso che avrai una lunga carriera davanti. Molto lunga, Tra alpini e sport qui il programma si fa molto fitto. Allora Alberto, parliamo un po' con te adesso. Domani tra l'altro sappiate che è il suo compleanno, quindi adesso evitiamo di fare tanti auguri, però è giusto? Ieri era il mio, quindi se volete farne uno anche a me, vabbè. Arriviamo auguri, hai visto che carino. Raccontaci un po' l'attività di questi service, perché chiaramente succedono tante cose intorno al Rotary, ma lo sport è aggregante. Una breve buongiorno a tutti, complimenti per i tuoi risultati agonistici perché essere vicino a un campione del mondo non mi è mai capitato. Oggi si vede che è il mio regalo per il compleanno e ti ringrazio di questo. Volevo fare una premessa io, una brevissima premessa, Claudio. Io sono una persona molto fortunata. Perché sono fortunata? Perché prima di tutto sono rotariano e il Rotary mi ha permesso di conoscere un mondo che prima di diventare rotariano non conoscevo. O forse facevo finta di non conoscerlo per paura. È il mondo della disabilità. E qua vicino a me ho un campione del mondo che con la sua capacità di espressione fisica è riuscito ad arrivare a livelli veramente magistrali. La nostra attività nel campo della disabilità è cominciata 30 anni fa, quest'anno è stato anche il compleanno del camp di Albarella, nato da una idea fantastica, e lo ricorderò sempre io, di Lorenzo Naldini, un rotariano di Rovigo, il professor Lorenzo Naldini, che 30 anni fa ha pensato bene di portare dei ragazzi con disabilità ad Albarella e con l'aiuto del gruppo Marcegaglia è riuscito a fargli passare, trascorrere tot giornate a dei ragazzi disabili. Poi è nato i Parchi del Sorriso, 14 anni fa, e via via Ancarano, Villa Gregoriana. La cosa importante non è quella di portare i ragazzi a far loro una settimana di vacanza. La cosa importante, la cosa che a noi rotariani ci gratifica maggiormente è stare con loro una settimana. Certo. Perché i rotariani passano una settimana, 15 giorni nel caso di Albarella e di Ancarano, una settimana a Villa Gregoriana e i Parchi del Sorriso con loro. Stanno tutta la giornata con loro. Ci sono diversi aspetti tra i 4 camp.
Al Barella i rotariani li servono a colazione, a pranzo e a cena, e alla sera organizzano eventi, organizzano karaoke, organizzano feste danzante. Ad Ancarano fanno 15 giorni perché nella mia annata ho voluto fortemente portare 15 giorni a Ancarano, perché là fanno anche musicoterapia, fanno fisiatria in acqua, giocano in piscina. Ed è molto importante per loro muoversi, ma anche persone che hanno gravi disabilità. Certo. E gli attori di questo sistema chi sono? Perché ovviamente c'è bisogno di una squadra molto numerosa. Gli attori principalmente sono i ragazzi che vengono ospitati a questi 4 camp. E dopo sono i nostri meravigliosi rotariani che si adoperano proprio per stare con loro tutti i giorni e tutte le ore della giornata. Che meraviglia. E allora un altro applauso per queste attività che poi alla fine scoprono talenti, no? E così, cioè, capita ogni tanto di trovare un Mario Gabossi? Noi abbiamo una ragazza che fa parte della squadra nazionale di bocce, costituita pochi anni fa, i quali sono andati anche loro a fare i campionati del mondo. Non si sono classificati i primi, ma credo che siano arrivati quarti. Ma la cosa importante è anche cercare di fargli fare dello sport a questi ragazzi. Noi abbiamo dei campioni straordinari, guardiamo Beppe Vio, Oscar De Pellegrini, lui, la nuotatrice che non mi ricordo più come si chiama. Infatti c'è un progetto che abbiamo condiviso con la Commissione Eventi Sociali del Distretto, che dai 4 camp forse li porteremo a 6. Uno è già in essere praticamente, perché in settembre sarà una giornata presso lo Villaggio Marzotto a Jesolo, dove i ragazzi, verranno ospitati una ventina di ragazzi, dove si esibiranno in giochi antichi. E cominciamo con questi giochi. Infatti si chiamava Giochi senza barriere, è stato chiamato adesso Mare senza barriere, l'8 settembre. Villaggio Marzotto, Jesolo. E qua è già fatto praticamente. Siamo tutti segnato a calendario. L'8 settembre Villaggio Marzotto. L'altro, stiamo valutando appunto con la Commissione di fare 2 giorni, 3 giorni in montagna a gennaio. Dove? Sono curioso, perché sono trentino e allora magari venite... Molto probabilmente sarà a Predazzo. Molto probabilmente. Allora però preso un po'. andremo su fra 10 giorni io e 2 componenti della Commissione per vedere a fare un sopralluogo e se c'è la possibilità. Saremo appoggiati da tutti i maestri di sci patentati, perché i ragazzi anche con disabilità grave si possono fasciare, possono provare l'ebbrezza dello sci. Ci sono delle apparecchiature apposta, i maestri sono patentati proprio per questo. Ma io vorrei portare il distretto a provare anche a fargli fare degli sport, perché lo sport li tira via da quella quotidianità che molte volte uccide sia il ragazzo sia i genitori. Mario, hai caldo, vero? Effettivamente qua c'è una temperatura favorevole alla piantagione dell'ananas. Senti, qualche curiosità, vedo che hai una sete bestiale, ma la tua alimentazione, di com'è composta? Voglio dire, un atleta come te avrà una fame da leone. Foto leone, Raccontaci dai, perché sappiamo che fai 4 allenamenti in settimana, la tua vita è molto frenetica, i tuoi genitori ti scarrozzano avanti e indietro, so che stai facendo un liceo sportivo, tra l'altro lontano da casa tua, quindi una serie di impegni. Allora, voglio ringraziare anche i miei genitori perché mi ha portato 4 allenamenti, non solo 4, solo importanti allenamenti. Digli poco. Senti, lo sai che oggi il tema è ispirazione, giusto? Ti ricordi questa mattina che dicevamo, cos'è l'ispirazione? Io dicevo, ispirarsi vuol dire che magari tu vedi Yuri Keki sugli anelli, che è lì, che sembra che faccia una passeggiata, in realtà a te ti batte il cuore e dici, voglio diventare quella cosa lì. Come fai ad ispirarti?
Non lo so perché sono tranquillo durante le gare e con cuore voglio, non dico no, solo vincere. Prima si precipitare perché prima è meglio si fa la gara e no, dobbiamo vincere, solo precipitare. A vincere è meglio sul podio, rimane col cuore ai miei genitori, anche tutti i tifosi. Che meraviglia! Ragazzi, adesso facciamogli un applauso di incoraggiamento perché Mario ci ha portato un messaggio che vorrebbe leggerci. Quindi a questo punto, caro Mario, io ti do una mano a spogliarti, che vedo che è una trappola mortale questa cosa. Vediamo cosa è successo, è il bello della diretta. Queste zip, queste giacche della società, vediamo un po'. Vabbè dai, senti, teniamola così, alzati in piedi che altrimenti qua facciamo uno spogliarello. Sei pronto? Assolutamente, prenditi, conquistati la tua scena, Mario. Ragazzi, questo è uno che ci sa fare, Cari lettori, voglio chiedere una cosa. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti per avermi invitato. Sono contento di ricordare in questa giornata tutte le persone che ci hanno aiutato ogni giorno. Io voglio ricordare le persone che sono morte facendo il loro grande lavoro. Sono vicino ai figli che hanno perso i genitori, mentre aiutavano le persone in pericolo. Grazie di cuore! Signore e signori, Mario Gabossi! Forza! Bene, allora signori, questo è stato, come dire, per noi il rompighiaccio di questa bella giornata. Mario, noi ti auguriamo un in bocca al lupo grande così per la tua carriera sportiva. Speriamo di vederti in TV, sui giornali, ovunque e, come si dice in gergo, evviva gli alpini, ok? Evviva gli alpini per sempre anche a tutti i tifosi. Grazie, grazie mille. Prego, potete scendere insieme, tu puoi tornare da mamma e papà. Tieniti, ti do anche il mio, ok? Ce la fai? Mettine uno in testa. Ecco qua. Grazie mille. Ciao. Grazie. Grazie. Benissimo. E allora il secondo talk, cari amici, parla di giovani. Mario è un giovanissimo, però da quella parte vedete che luccicano delle giacchettine tutte sgargianti, dei pin, eccetera, e quindi è il momento dell'azione giovani. Se dovessimo usare un luogo comune dovremmo dire largo ai giovani. Effettivamente il Rotary ne è strapieno. Tutti certamente dovrebbero vedere, per quanto possibile, il punto di vista di un giovane. Solo così potrebbero essergli d'aiuto. Polaris. Signori, forza, un grande applauso per i giovani! Ciao ragazzi, benvenuti! Scendo dal palco ormai, abbiamo rotto il ghiaccio, quindi siamo, come dire, pronti per goderci questo momento. Siete carichi? Sì. Siete carichi? Sì. Grandissimi! Allora, chi abbiamo qua? Lo presentate voi o lo presento io? Stefano Battisti, presidente della commissione Scambio Giovani. Come on, su! Mentre mobilitiamo questo popolo di spillette, chiamerei sul palco anche Alessandro Perollo, presidente della commissione complessiva. Grazie. Benvenuti ragazzi, forza. Allora facciamo così, mettiamoci qui così
ci fate una bella cornice di sfondo, eh? Come state? Bene? Quanti siete? 20? Di più? Cosa è successo? A furia di andare in giro, vedi, è così. Stefano, ecco un gelato per te. Prego, vieni, accomodati pure. Forza ragazzi, anche su 2 file se volete. Abbracciamo questo palco con la vostra presenza. Buongiorno, benvenuto. Prima la mano, ecco, a lei. Prego, venga, venga. Allora ragazzi, abbiamo qui con noi Stefano Battisti che in realtà, come dire, è un po' un mentore, forse qualcosa di più. Tu hai 6 figli, sei autista. 5? Beh, ma fanne un altro, dai, cosa sarà mai? Facciamo un applauso perché nel 2018 avere 5 figli secondo me è roba da eroi, no? Giusto? Allora Stefano, ci racconti un po', queste persone, chi sono? Questi sono tutti i ragazzi inbound che quest'anno sono arrivati in scambio, sono 20 ragazzi, vengono da tutto il mondo, dal Giappone, Stati Uniti, Perù, Taiwan, ecco, si offendono anche, Australia, e sono qui a fare tutto l'anno scolastico fino a giugno. Adesso finisce la scuola, faranno l'Eurotour alcuni, che visiteranno l'Europa e poi dopo torneranno a casa dopo un anno. Quindi un'attività super intensa. Ma sediamoci un momento che così ne parliamo un po' più a lungo. Prego. Eccoci qua. Voi ragazzi state in piedi, tanto siete giovani, giusto? Bravissimi. Sfrutteremo la vostra caratteristica tutto il giorno. Quindi queste attività sono molto diversificate. Qualcuno è pronto per partire, è corretto? Sì, adesso finiscono la scuola e dopo l'Eurotour partiranno e torneranno a casa. Chi sono? E torneranno i ragazzi invece che il nostro distretto ha mandato, essendo un programma di scambio, abbiamo all'estero in questo momento più di una ventina di ragazzi che torneranno a casa dopo aver trascorso un anno all'estero. Quindi metà e metà, cioè funziona così, i numeri sono... Sì, una ventina sono qua, circa una ventina sono fuori dei nostri club. E come si selezionano questi giovani? Voglio dire, che caratteristiche devono avere? I ragazzi che vogliono partire, che vogliono partecipare a questo programma devono essere ragazzi che hanno un ottimo rendimento scolastico e devono essere aperti, pronti a mettersi in gioco e devono rappresentare bene i nostri che partono, l'Italia, i nostri club e il Rotary all'estero. Allora, posso, Presidente, rubarle il microfono un secondo, che così andiamo a fare una piccola intervista. Chi sono quelli che devono partire? Quelli senza PIN, giusto? Ciao, come ti chiami? Sono Silvia Briffa. Silvia, dove vai? Vado in Germania, a Lunenburgo, una città a circa 100 km da Amburgo. Meraviglioso, guarda, Amburgo è una città fantastica, ci sei mai stata? No, sono stata in diverse parti della Germania, ma sempre più a sud. Sprechen Sie Deutsch oder nicht? Ein bisschen. Ah, ein bisschen. Yeah. E dove l'hai studiato? L'ho studiato al Goethe-Institut a Verona, di dove sono, c'è una scuola, e poi sono stata 2 volte, 3 settimane, una volta a Berlino e un'altra a Bamberg. E quali sono i tuoi sogni per questo viaggio? Allora, spero di divertirmi, di essere una buona ambasciatrice della cultura italiana e di trasmettere gli ideali del Rotary in Germania. Quanti anni hai? 16. Quanta maturità, devo dire, in 16 anni, eh? Incredibile. Gli altri siete voi, giusto? Prego, tenete il microfono così facciamo veloce. Allora, io sono Giovanni Fei, l'anno prossimo avrò il piacere di andare per un anno, cioè 10 mesi nel New Hampshire, che è... Me lo ridici? Nel New Hampshire, che è 80 miglia a nord di Boston, al confine col Canada, negli Stati Uniti. E no, sono sicuro che sarà un'esperienza molto positiva per me. Cosa studi? Io al momento sono al 3º anno di liceo classico. Okay. Quale città? Sono di Treviso. Ottimo. Allora in bocca al lupo anche a te. Qui chi abbiamo invece? Sì, poi un altro applauso, dai, facciamolo ad ognuno che sono il nostro futuro questi, ragazzi. Altro che cervelli in fuga, questi li spariamo fuori ma poi, guinzaglio corto, altrimenti... Io sono Elena Antoniazzi, il prossimo anno andrò in Messico e spero di fare amicizia e anche di maturare e avere un'esperienza molto bella. E
faccio il linguistico e basta. Beh, più che sufficiente, in bocca al lupo, suerte, no? Come si dice in spagnolo. E per te invece qual è il tuo sogno? Grazie, sì, grazie. Sono Mattia Di Bello, vengo da Bressanone in Alto Adige e andrò in Colorado, in America. Guarda, ottima scelta, ti devo dire, ci sono stato e tornerei volentieri a fare lo studente come te. Quindi cosa farai lì? Sì, spero di divertirmi, imparare la lingua, conoscere gente, sì. Bravo, in bocca al lupo. Allora sentiamo velocemente i nomi di tutti. Your name? Camilla. Where you come from? Sono dalla Finlandia. Finlandia? Sì. Ah, ci sono delle parole in italiano che se dette qualcuno sorride perché ci sono delle cose che desterebbero ilarità, ma andiamo avanti. Io sono Giosune e vengo dal Messico. Messico? Sì. Mexico. Sono Caroline, vengo dalla Germania. Dove? 1 ora e mezza da Hannover. Hannover. Mi chiamo Shintaro, vengo dal Giappone. E parli benissimo italiano. Grazie mille. Da quanti mesi sei qui? 8 mesi. 8 mesi. E quando sei arrivato in Italia non parlavi italiano? Ah no, io lo sapevo, ciao. Ciao, è internazionale, ciao. Senti, ti piace l'Italia? Molto. Sì? Pensi di rimanere qui ancora un po', di tornare? Mi mancherà Italia. Anche tu ci mancherai. Grazie. Io sono Paolina, vengo dal Messico. Anche tu dal Messico. Anche. Dove? Si chiama Querétaro, la città. Bellissima città, immagino. Sono Andrea e vengo dal Messico anche e vengo da Baja California Sur. Bellissimo. Sono Sadie e vengo dal Colorado, negli Stati Uniti. Dove? Durango. Durango? Sì. Oh, I've been in Boulder. Ah, che bello. Amazing, yeah. Sì. Brava, tornerò a trovarti prima o poi. Mi chiamo Katie e vengo dal Belgio. Belgio? Sì. Fantastico, i Paesi Bassi. Sono Mai e vengo da Tokyo. Mai? Mai, sì. Come? Sì. Never. Never, sì. Lo so. Bellissimo. Sono Woodrow, vengo da Minnesota, negli Stati Uniti. Fantastico, un sacco di cereali, quindi si coltivano i cereali lì, giusto? No, anche. Vabbè, insomma, era per metterli un po' in crisi. Sono Amanda, mi chiamo Li Xinro, sono da Taiwan. Taiwan, da quanti mesi sei in Italia? 9 mesi quasi. Un parto. Benissimo, in bocca al lupo. Sono Mia, Good luck. vengo dall'Australia. Australia? Sì. Dove? A 2 ore a nord di Sydney. Bene. Sono Quentin e vengo dall'Alaska. Qua sotto c'è il piumino, E il coltello per i grizzly, l'ho visto. Eccolo qua. Ah, eccolo qua. Burr. Sono Anina, vengo dallo Stato di Washington. Washington. Stato. Sì. Brava, mi raccomando. Ti piace l'Italia? Sì, è molto bello, mi piace molto. E il cibo? È buonissimo. Buonissimo. Come fanno, no? Speciale. Sono Madison dell'Australia. Fine, brava. Quanti anni? 18. 18. Sì. Molto bene. Mi chiamo Andres, vengo dal Perù. Perù, però. Sono Alakaya e vengo dalla California. California. Sono Olaf e vengo dall'Islanda. Islanda, ci andrò quest'estate. Dammi qualche dritta, un bel locale dove si può mangiare. C'è un ristorante che si chiama Geyser. Guarda caso, non è che si chiama Ponte di San Patrizio, Geyser. Si mangia pesce, e balene, squalo, renne. Vabbè, mi porterò del tonno. Grazie mille, un applauso a questi giovani. Allora, Presidente, che cosa fa il Rotary per le nuove generazioni? In realtà i programmi sono tanti, però... Ecco, i programmi sono tanti, accenniamo a qualcuno. E per finire questo programma dello scambio, inizieremo dal prossimo anno nel nostro distretto un nuovo programma lanciato da Rotary International, dove però è già presente in 2 o 3
posti anche in Italia, ma pochissimo, poco conosciuto. Abbiamo creato una nuova commissione distrettuale all'interno della commissione Nuove Generazioni. Se voi guardate questi ragazzi, quella forse diciamo più vecchia, nel senso per intenderci, ha 18 anni, sono tutti i ragazzi delle scuole superiori, avete capito? E i ragazzi del Rotaract, quelli che dai 18 invece ai 30 anni non ci sono scambi, ecco, è stato creato questo scambio, lo accenno solo, dico solamente questo, perché porterebbe via un po' troppo tempo per spiegare, però i rotariani lo sanno e soprattutto i rotaractiani lo sanno, perché oggi pomeriggio ci sarà un rotaractiano che in parte illustra, ma troveremo l'occasione per dire qualcosa in particolare. Mi dica se sbaglio, infatti i rappresentanti Rotaract sono tutti qui, sono giusto? qua, sulle mani, fatevi sentire. Eccoli là, Ciao. sono qualche decina. Detto questo, accenno a Rotaract Interact. Voglio ricordare che Rotaract quest'anno ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione. L'Interact addirittura è ancora più vecchio, anche se in Italia ha un successo inferiore rispetto a Rotaract, perché meno club, è nato 6 anni prima, nel 62. Cosa è il Rotaract? Lo sappiamo tutti. Abbiamo 46 club nel nostro distretto e 12, purtroppo ne mancano 2 nell'elenco che ho visto prima dell'organigramma, perché il 12° verrà fondato tra 15 giorni, il 10 di giugno, da un nuovissimo club che dopo essere stato fondato circa un anno fa, subito organizza addirittura un club Interact. Non voglio e non parlo dei rotaractiani, del Rotaract in particolare, ai rotaractiani, ma nemmeno ai rotariani, perché tutti sappiamo cos'è, però voglio dire quella che è la mia esperienza e cosa mi pare di aver capito di importante per il Rotaract, ma ovviamente anche per l'Interact. Cioè noi conosciamo questi ragazzi e a volte li trattiamo come un gruppo di amici che cercano di stare assieme e fare qualche cosa, qualche service, li chiamiamo così, qualche attività, ma soprattutto stare assieme per passare del tempo in modo... del buon tempo, come sta bene sia per i giovani. Ma io ho visto, frequentandoli ormai da qualche anno, da quando ero governatore, ma anche prima, perché sono stato presidente della Commissione Rotary Foundation e ho trovato questi ragazzi che chiedevano, e li ho intervistati, che chiedevano le borse di studio, l'anno di Carona, l'anno di Maraschin, eccetera. Dico questi nomi per dire quanto indietro vado con i miei ricordi, con la memoria. Io ho trovato che il Rotaract è una meravigliosa forza per la formazione dei giovani. Vedete, i giovani nel Rotaract non è che stiano assieme solamente come un gruppo di amici, ma imparano mettendosi in prima persona, dando forza alle loro idee, alle loro anche capacità organizzative, imparano a creare un gruppo che deve andare avanti tutta l'intera annata per un presidente. L'organizzazione del Rotaract e dell'Interact è la stessa del distretto Rotary. Loro hanno le loro commissioni, non tante quante abbiamo noi, ma hanno le loro commissioni che rispecchiano le loro attività e i loro anche progetti. No? Sì che cosa imparano? Imparano a mettersi in prima linea, imparano a essere degli organizzatori, imparano a dover far conto delle loro azioni, imparano a coinvolgere i ragazzi del proprio club, naturalmente accedendo a dei posti, diciamo così, anche rappresentativi come il presidente di club, ma anche più avanti a livello di distretto come presidente di commissione distrettuale o come quello che chiamiamo noi rappresentante distrettuale RD, che diciamo addirittura fa il giro di club andandoli a visitare, come fa il nostro governatore quando viene a visitare i nostri club. Ecco, a volte non si pensa mai e non se ne parla, ma veramente il Rotaract è una formidabile possibilità di formazione per i nostri giovani. Non è una formazione specifica, no? È una formazione in senso lato. Noi li aiutiamo a creare una loro personalità, a scoprire una loro personalità, e molti di questi giovani quando entrano nel Rotary sono anche tra i primi coloro che sono più disponibili a rendersi utili al club stesso.
e questa è una cosa che voglio dire con forza ai rotariani, perché ci sono dei club nel nostro distretto che non accettano molto volentieri i 30-32enne. Ed è un peccato, perché non si sono resi conto del valore che perdono. E ci sono solamente 60 club del nostro distretto che hanno il club a Rotaract, ma una trentina, 35, sono 89 in tutti, 35 circa non hanno Rotaract. Non si rendono conto e non possono capire le possibilità che perdono, ma non per i ragazzi solo, ma per noi stessi, che possiamo essere in contatto con questi ragazzi che naturalmente, data l'età, data l'entusiasmo che hanno nel loro agire, nel loro anche proporsi, a volte esagerano, a volte ci sono dei momenti che... Sono giovani. Sono giovani, sono ragazzi. Ma noi dobbiamo essere lì. Essere lì a guardarli un attimo e farli capire che stai facendo il passo un po' più lungo della gamba, attento un attimo, con stile, con metodo, con severità. E quindi diventa per noi la capacità di trasmettere quello che Rotary ha dato a noi stessi, ma soprattutto a loro per fare in modo che sia, come ripeto, formazione, ma abbiamo un ritorno. Perché il piacere di collaborare, non solo stare assieme a cena qualche volta, ma collaborare nei progetti di questi ragazzi di essere attivi. Pensate solamente, questo lo dico perché sono convinto che se chiedessimo a tutti i rotariani che sono presenti, forse il 10% lo sanno, fanno 5 distrettuali all'anno, noi ne facciamo praticamente 2 e poi qualche forum, ma anche loro fanno i forum, ma quello che è importante, e le zone sono divise in 5 zone, il distretto da loro, il distretto nostro, per un minuto, Presidente. Ecco, sì. Propongono un club, un service che viene votato da tutti i club, e sono, abbiamo detto, 46, con i rappresentanti tutti presenti, e quel club che viene votato diventa club distrettuale che tutti finanziano. È una cosa meravigliosa, non succede tra di noi, perché noi vogliamo avere un po' il nostro, oppure il mio col tuo, il mio col suo, roba nel nostro orto, ecco, nel nostro orto. Quindi state vicino ai rotaractiani e vedrete che vi trasmetteranno molte belle cose. Grazie Presidente. Allora un applauso. Devo aggiungere una cosa. Un progetto meraviglioso che risale a molti decenni fa da Rotary International e RILA, quello che noi chiamiamo RILA, insomma, no? Non ancora che diciamo cosa vuol dire. Il RILA distrettuale lo facciamo una volta alla settimana, una settimana all'anno, ma da 20 anni è sorto nel nostro distretto il RILA Junior, uno per ogni provincia. Pensate che Verona ha festeggiato il 20° anno, con l'anno di Cecovini avevamo 7 RILA Junior, se ne aggiungono 3, che sono Pordenone, Trento che è già avviato praticamente, e anche Feltre Belluno. Rimane fuori solamente una Cortina, perché il presidente attuale di Bolzano mi ha detto che stanno vedendo e hanno già trovato il sito a Bolzano dove si possa fare, se non lo fanno quest'anno lo faranno l'anno prossimo, rimane fuori una provincia. Ho incontrato il presidente di quella provincia e noi non disperiamo che quella. Tutto il distretto, tutto il nostro distretto è coperto in tutte le regioni, in tutte le province, scusate, da programmi di RILA Junior, che sono una cosa stupenda, perché pensate che il Rotary diventi in diretto contatto con le scuole, perché le scuole ci passano i ragazzi, ce li propone. Certo, una rete. E con le famiglie. Cosa facciamo noi con i nostri progetti, che a volte facciamo un progetto che rimane lì, a parte i progetti di cui parlava Alberto Palmieri, che sono cose incredibili, oppure questi. Ma pensate, un progetto dove le famiglie e le scuole vengono coinvolte assieme a Rotary per la scelta, per l'esecuzione e dopo anche per la realizzazione. Ok, grazie. Allora devo dire che a me, che sono un po' esterno da questo mondo, ha fatto una luce incredibile e mi verrebbe voglia di tornare ad essere giovane. Eh sì. Stefano, concludiamo con te. Quindi, tutto sommato, questo genera leadership, giusto? E oggi è la giornata, come dire, dell'ispirazione. Come si fa ad ispirare i giovani? Un secondo di risposta. Probabilmente con l'esempio di noi adulti. Bravo. Che è sempre peggio? No, siamo un buon esempio. Speriamo di essere. C'è ancora qualcuno che ci riesce. Speriamo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il vostro viaggio. Grazie mille. Grazie Stefano. Lascia pure. Benissimo. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Buon viaggio. Buona vita.
E mentre i ragazzi sfilano, anticipiamo il prossimo tema che parla di End Polio Now. Conoscete tutti l'argomento e il conto alla rovescia possiamo dire che è partito. Sapete che bastano appena 60 centesimi di dollaro per proteggere la vita di un bambino e siamo ormai vicinissimi alle eliminazioni del polio, ma abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto. Il Rotary offre l'opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di un'azione combinata, però, non conosce limiti. Paul Harris. Signori, facciamo un grande applauso per Paolo Pasini, coordinatore di zona Italia, Spagna, Portogallo del progetto In Polio Now. Poi abbiamo Zita Chinaglia, che è la presidente della Fondazione Antipolio, e Francesco Socievole, direttore del Rotary Internazionale e Coordinamento Europa, Grandi Donazioni e Fondo di Donazione. Prego. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Allora facciamo così. La Nostra Signora la possiamo mettere al centro della nostra scena. Benissimo. Prego. Potete accomodarvi su queste sedie. Grazie. Facciamo così. Benvenuti. Allora facciamo un microfono a lei e uno. Eccoci qua. A Zita. E visto che siamo dei gentiluomini, cominciamo con le donne. Facciamo subito una domanda a Zita, che lei ha una storia importante da raccontare, giusto? Che cosa è successo nel 1951, se non dico male? Allora, in quel periodo là non c'era ancora il vaccino, per cui sono stata colpita dalla poliomielite. E sono stata colpita nella parte sinistra del corpo e quindi, diciamo, mi ha reso disabile parzialmente, mentre adesso io non so... Si prende al suo tempo, un paio di minuti per raccontare questa storia, direi che è fondamentale. Sì, perché volevo appunto farvi capire che ormai la poliomielite la conoscete, l'avete conosciuta, in Italia non c'è più, però esistiamo noi che siamo i superstiti della polio, che avremo bisogno di aiuto, ma che lo Stato naturalmente sia un po' dimenticato di noi. Ma torniamo alla poliomielite, che si manifesta nell'arco della vita di una persona, diciamo in tre grandi momenti. Il momento in cui veniamo colpiti dalla polio, e quindi le cure mediche esistenti allora, quelli che hanno potuto recuperare, salvare, e chi invece non è rimasto un po' anche gravemente disabile. C'è chi purtroppo ci ha anche rimesso la vita, chi ha vissuto nel polmone d'acciaio, eccetera. Comunque, superata questa prima fase, quando ognuno di noi ha cercato di inserirsi nel campo del lavoro, inserirsi, chi ha potuto fare una famiglia, eccetera, e si è cominciato a vedere la vita un po' più tranquilla, ci si è un po' rassegnati a convivere con questa malattia, con questa disabilità, però non era ancora finita. La poliomielite è così tremenda che ha voluto colpirci per la terza volta, ha voluto tornare. Non è tutti uguali, ognuno con la polio è colpito e soffre in maniera diversa, quindi io parlo in generale.
Io per esempio ho cominciato questa terza fase della poliomielite dai 40 anni in su, quindi ero ancora molto giovane. E come si manifesta? Si manifesta che cominci a sentire una grande stanchezza, cominci ad avere dolori muscolari, dolori articolari e nessuno capisce perché. E quando sei andata dal medico una volta, 2 volte, 3 volte, loro non capiscono perché, cominci ad essere una persona depressa. Cominciano a trattarti come una persona depressa, anche se in questo non è vero. Però per arrivare a capire, sono voluti anni per arrivare a capire che questo dopo, questo terzo fase della polio si chiama post-polio. Questa post-polio io l'ho conosciuta, io la vivevo, ce l'avevo addosso, però non sapevo di averla. Finché 15 anni fa si è sentito parlare proprio di questo, abbiamo fatto incontri con dei neurologi, ci siamo scambiati appunto tutti questi pareri tra malati e cosa è successo? È successo che mi sono offerta volontaria per fare una sperimentazione. La sperimentazione a base di immunoglobuline, non c'erano altri mezzi per guarire la polio, non ce ne sono mezzi, l'unica cosa è una vita tranquilla ma attiva, nel senso che dobbiamo tenere i muscoli un po' attivi. E la piscina termale è l'ideale per fare questo, ma anche la piscina ce l'hanno tolta, è tutta a pagamento, quindi con difficoltà anche economiche per non indifferenti. Insomma. Dunque, tornando al discorso della post-polio, mi sono appunto fatta sottoporre a questa sperimentazione e allora per fare la sperimentazione hanno dovuto farmi tutti gli esami immaginabili e possibili che dichiarassero che non ho altre malattie. Quindi la post-polio non è una diagnosi fatta per un accertamento, è una eliminazione di tutte le altre malattie. Ciò vuol dire che la mia situazione di indebolimento, di affaticamento, di non riuscire più a camminare da sola è la post-polio. E in tutto questo è incredibile perché ho visto un'intervista in rete di lei, infatti è stato molto toccante perché capire che questo poi ha delle ripercussioni a distanza di anni, perché il tempo è cambiato anche nei vaccini, giusto? Cioè, quindi c'è stata un'evoluzione importante. Qual è il suo pensiero, ad esempio, Pasini? Nei vaccini certamente, anche perché lo sviluppo del vaccino orale ha creato questa grande e globale iniziativa di vaccinazione. Poi abbiamo visto l'evoluzione, noi sappiamo che ci sono 3 ceppi selvaggi di cui sostanzialmente uno rimane e gli altri 2, uno è praticamente radicato e l'altro non si vede da diverso tempo, per cui si è tornato a fare politiche vaccinali dove c'è bisogno, naturalmente in maniera differenziata. Si è ripreso la vaccinazione col virus inattivo e quindi con le iniezioni. Questo crea una necessità diversa, giusto per capirci, di organizzazione, per cui naturalmente perché prima c'era il rischio che con la vaccinazione orale, in cui il virus comunque era vivo anche se addormentato, diciamo così, potesse essere espulso perché vive nell'intestino e poi di nuovo rifiorire soprattutto in quei territori. Facciamo l'esempio della Siria l'anno scorso, tutti abbiamo seguito le tremende vicende che hanno portato alla sconfitta dell'ISIS nelle città di Raqqa e di Deir ez-Zor. L'anno scorso ci sono stati 77 casi di poliomielite tornata dal vaccino, paradossalmente. In quei casi si sta facendo una politica assolutamente differenziata in modo da eliminare totalmente questo problema. Nello stesso tempo dobbiamo dire, se mi consente proprio un secondo, come la somministrazione del vaccino in sé sia solamente la punta dell'iceberg dell'iniziativa, perché l'iniziativa richiede la catena del freddo, richiede la formazione degli operatori, richiede lo stoccaggio, richiede la produzione, richiede il prelievo di campioni
nel territorio, nell'ambiente, per verificare la presenza del virus non solo in ambito umano ma in ambito ambientale. Tutto questo genera un'iniziativa a livello mondiale. Dobbiamo dire che il Rotary, io credo che sia il più grande merito che ha, oltre ovviamente all'azione finale che è quella della vaccinazione, di aver coinvolto governi a livello mondiale, di aver coinvolto i privati a livello consistente, e possiamo dire che per esempio tra i collaboratori non c'è solamente la fondazione Gates, c'è Bloomberg per esempio, c'è EasyJet, o c'è per esempio Accenture. Tra i governi abbiamo il Giappone, abbiamo la Germania, abbiamo la stessa Italia che ultimamente ha versato 5 milioni, abbiamo Spagna, Turchia. Immaginiamoci un'organizzazione privata come la nostra che riesce a mobilitare il mondo. Io credo che già da questo punto di vista l'iniziativa sia assolutamente non solo innovativa, ma possa creare le basi per un futuro sviluppo anche della pace proprio. E le basi per un grande applauso, perché è un impegno assolutamente incredibile. Ovviamente lei ha citato i fondi perché è un tema ovviamente assai importante e quindi Socievole, il suo pensiero sull'argomento qual è? Possiamo un microfono gentilmente? Il pensiero sull'argomento è che tutto quello che il Rotary è riuscito a fare per l'eradicazione della poliomielite dal mondo e quindi regalare all'umanità questo grande vantaggio dopo l'eradicazione del vaiolo di eradicare anche la poliomielite, deriva dalla raccolta fondi, dall'impegno, dal cuore dei rotariani, ma anche dall'impegno all'esterno per raccogliere dei fondi. Io vorrei subito, perché sono abituato ad essere un testimone dei principi del Rotary, e quindi mi piace essere sempre in prima linea e testimoniare in questo momento qualcosa che qui nel vostro distretto è venuta qualche giorno fa, e quindi vorrei il governatore Campanella sul palco e Livio Isoli, perché Livio Isole è il secondo maggior donor di questo distretto del 2060. Grande donatore. Un grande donatore. Buongiorno, benvenuto. Un grande donatore che è un esempio, vedete, lui è arrivato a livello di maggior donor con una serie di donazioni nominative. Questo è importante, molti rotariani non lo sanno, molti rotariani versano attraverso i club alla Fondazione Rotary, ma ognuno di noi può fare delle fondazioni dirette nominative che poi vanno ad accrescere il plafond del distretto, però permettono ad ogni rotariano di sviluppare quella cultura del dono, perché vedete, quando poi si hanno i grandi lasciti, che sono quelli che riescono a mantenere il fondo di dotazione che garantisce il futuro delle nostre azioni umanitarie. Se il fondo annuale garantisce il presente, il fondo di dotazione garantisce il futuro di tutto quello che abbiamo visto poc'anzi verso i giovani, le attività culturali che il Rotary e la sua fondazione portano avanti. Però per fare ciò c'è bisogno di arrivare a quell'obiettivo importante che ci siamo dati per il 2025, di raggiungere il plafond di 2,25 miliardi di dollari come fondo di dotazione, di cui 1 miliardo consolidato. Per fare ciò abbiamo bisogno dei lasciti. I lasciti in Italia si possono fare come lasciti testamentari, come lasciti assicurativi, come lasciti di una parte del patrimonio, con una sottoscrizione dove si mette la Fondazione Rotary come indirizzaria di questo lascito. Questo noi in Italia abbiamo avuto 2 grandi lasciti, uno nel distretto 2030, vecchio 2030, oggi 2031, l'altro di recente nel mio distretto
consolidato proprio a Taranto. Io consegnerò le insegne a questa signora, anche qui una signora in Piemonte, una signora in Campania, quindi le donne, e questa signora che non è potuta venire a Taranto alla presenza del Presidente internazionale, quando io le ho fatto una domanda se dopo questo grande lascito avrebbe pensato di fare nuovi doni alla fondazione o comunque nuovi doni, mi ha risposto, dice: guarda caro Ciccio, un cuore che è preso è portato a capire i bisogni delle persone, quando ha donato continua sempre a donare. Ed ecco perché io voglio sviluppare quella che è la cultura del dono. Dal piccolo dono si arriva al grande dono. Abbiamo fatto e realizzato un filmato che Roberto Psausa ha visto in anteprima nel mio distretto all'assemblea una settimana fa. Non l'ho proiettato perché dobbiamo aggiungere una responsabilizzazione del filmato. È stato visionato dal presidente della Rotary Foundation ed è stato approvato ad Evaston, e quindi dal 1° luglio questo filmato, che è uno spot praticamente di 50 secondi, andrà in giro sui circuiti televisivi. Ho già parlato con il vostro Alex, ben d'accordo, e quindi tutti i distretti italiani, ma anche la zona, perché è sottotitolato in inglese, proprio per andare incontro al grande pubblico, perché oggi il Rotary non è benefattore del grande pubblico, ne è benefattore l'UNICEF e Save the Children, e quindi noi abbiamo bisogno di intercettare il grande pubblico su questo, anche perché dalle ultime statistiche, dagli ultimi sondaggi, negli ultimi 4 anni il 55% degli italiani è propenso a fare lasciti. Di questo 55% noi dobbiamo intercettare quel 27% di persone che non hanno eredi e che favoriscono altre associazioni come le nostre. E noi da rotariani, proprio per quello che avete visto, proprio per quelle che sono le testimonianze sulla polio, proprio per tutto quello che facciamo, dobbiamo far sì, con uno scatto anche di orgoglio, di intercettare queste donazioni, questi lasciti verso la nostra fondazione. Grazie. Allora, meritato applauso. A questo punto celebriamo questo momento. Momento ufficiale. Sono curioso anch'io. Livio Isoli vuole aggiungere, il Presidente, qualcosa? No, volevo aggiungere che per me è una sorpresa, l'ho saputo soltanto ieri sera quando l'amico Ciccio, scusami se ti chiamo così, ma tu sai che noi siamo tutti così, Ciccio Socievoli, che è la persona, la maggiore autorità rotariana presente in questa sala, quindi questo non dimentichiamolo, viene con tutto il suo carisma a dirmi che c'era da premiare chi? Livio, che voi sapete è il mio braccio destro, fa parte del mio staff, tutti uguali nello staff, però Livio ha un contatto giornaliero con me che lo fa mettere in una posizione, in un'ottica visiva decisamente diversa. Io penso che questo sia un riconoscimento mirato che non finirà certamente oggi, a una persona che a Rotary ha dato tanto e che da Rotary ha avuto sicuramente meno per ora di quello che ha dato, però sa lui che potrà contare su di noi anche in futuro, e noi speriamo che lui sia con noi moltissimo tempo e continui con la stessa tenacia, con la stessa capacità con cui ha agito fino adesso. Un grazie sincero il mio, perché è un inizio di una continuazione che so durare nel tempo, che durerà nel tempo, e quindi
sorpresa è stata ovviamente anche per lui, quindi è stata per tutti e due, quindi la notizia che ci ha portato ci ha riempito di gioia e come detto la riprenderemo anche nel congresso perché non è giusto che finisca qui. Bene. Livio. Io ringrazio, sono un po' commosso. Io ringrazio Socievole che mi ha dato mi ha onorato di questa spilla e spero che il mio esempio, come adesso comincio a riprendere, come è nel mio stile e come anche il Presidente della Sottocommissione raccolta fondi della Rotary Foundation e come testimone posso dire, ragazzi, potete farlo tutti. Ha ragione. Dunque... Dov'è il porcellino che comincio io? Basta poco, basta organizzarsi. Cioè io non ho impiegato dalla sera alla mattina a arrivare a questo, ho impiegato qualche anno, un po' alla volta lo possono fare tutti. Grazie dell'attenzione e grazie a voi. Grazie allora a voi per aver dato questa bella testimonianza. Congederei tutti questi attori. Prima di andare via, però, io so che vogliamo dare giusto 2 parole sul significato delle barriere architettoniche, sì. No? Allora, la poliomielite, come vedete, crea le persone disabili e queste persone sono costrette giornalmente ad affrontare barriere dappertutto. E molte volte le barriere sono formate da edifici vecchi, molte volte sono formate da edifici nuovi per disattenzione dei progettisti e sembra impossibile che nessuno lamenti queste cose. E molte volte sono anche fatte ma non per cattiveria, magari dalla distrazione di tutti noi, nel senso che viene parcheggiato sul marciapiede senza pensare di lasciare lo spazio per passare, sui scivoli, i bidoni delle immondizie in mezzo ai passaggi, e così tutti questi ostacoli che dipendono proprio da momenti. Io penso senz'altro che nessuno lo fa per appesantire la vita della persona disabile, ma così senza attenzione per la fretta. Noi come associazione, nata appunto 12-13 anni fa per parlarci, per sentirci, per portarci le nostre esperienze, per aiutarci ad uscire da determinate situazioni, abbiamo creato un'associazione, si chiama Associazione Veneta Poliomielite, e nel 2016 e distribuito l'anno scorso abbiamo fatto un piccolo volumetto che appunto racconta, è fatto con le nostre fotografie, con le nostre difficoltà, che racconta proprio la vita quotidiana delle persone con disabilità. Quindi le criticità delle varie situazioni Sì. nell'arco della giornata. Sì. Ce ne rendiamo conto solo quando ci infortuniamo. Sì, no? per esempio anche la rampa per salire qua, sicuramente chi ha fatto il progetto avrà detto ma la legge dice l'8%, però vorrei sederlo in carrozzina e farlo lui la rampa dell'8%. Bisogna allenarsi e fare pesi. Ha ragione. Allora su questo noi le auguriamo di proseguire in maniera felice questa giornata, in questa bella famiglia allargata. Se vuole dare un ultimo messaggio. Saluto, sì. Io volevo ringraziare sicuramente Rotary per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che sta facendo, e volevo ringraziare anche l'organizzazione che mi ha invitato oggi, mi ha dato questa possibilità di portare questa mia testimonianza. E ancora l'ultima cosa che vorrei dire è questa: se nel giro di qualche anno voi così bravi riuscite a debellare la poliomielite nel mondo, ricordatevi che ci sono i superstiti della polio che hanno bisogno di aiuto. Grazie, grazie. Grazie Gita, grazie mille. Grazie anche a Riccardo. Allora a questo punto siamo pronti per partire con il penultimo talk che parla di terremoti nel mondo e di calamità naturali. Voi sapete che quando balla la terra balliamo tutti. Un terremoto non è solo una scossa sismica, ma una vera e propria rivoluzione dell'anima. Cede il cuore, cede la mente e cede anche l'anima.
Io credo in un mondo universale, un servizio, non con la spada o la baionetta, ma con la picozza e il badile. Poleris. Allora, per parlarne con noi ci raggiunge Nadia Bruseghin, che è la presidente Cinofili San Giorgio delle Pertiche, con il suo cane, è giusto? C'è? Eccola! Meravigliosa. E poi anche Marco Fiorio, responsabile distrettuale, Shelter Box Rotary Verona International e presidente commissione della protezione civile. Grazie. C'è una sedia anche per il cane. Prego, prego. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti. Prego, accomodatevi. Oh, finalmente. Ah sì, questa volta, grazie, che carino. Allora ci mettiamo di qua. Continuiamo allora con le buone norme e con le donne. Cane o femmina o maschio? È una femmina, si chiama Mia, ha 6 anni ed è intervenuta da matrice. Ecco, infatti, sarebbe stata una delle domande, forse una delle ultime, partiamo da questa. Allora, Mia, noi in quel momento eravamo a Roma, quindi pur essendo una unità cinofila del Veneto, perché la sede è vicino a Padova, San Giorgio delle Pertiche, ci trovavamo a Roma perché stiamo istituendo una scuola in modo da portare l'allenamento dei cani nelle varie regioni. Quindi per creare unità cinofile in grado di intervenire, sono un po' emozionata, ma non mi capita sempre troppo spesso di parlare. Abituati sul campo, poi Sì, ci troviamo infatti di fronte ad noi un si altro parla ambiente. poco e si lavora. Meno male. Poi con i cani non si parla, cioè è il linguaggio del corpo quello che parla. Ecco, Mia lo sta dicendo tutto, che è agitata anche lei, perché sente che sono agitata io. È seduta Mia, seduta, sì. Vabbè. Lasciamola fare quello che vuole. Ha capito. Allora, e quindi siamo riusciti ad intervenire nelle prime 2 ore, quando appunto il nostro presidente nazionale eravamo in sede, l'associazione nazionale ha sede a Roma e lì stavamo appunto programmando per istituire queste nuove delegazioni cinofile nel territorio nazionale. E in quel momento lì il presidente ci ha attivati subito 20 minuti dopo della scossa. Noi siamo sempre operativi, cioè giriamo con la nostra macchina, siamo volontari. Ora adesso grazie al Rotary di Campo San Piero abbiamo anche un furgone con il trasporto cani, non solo il Rotary di Campo San Piero ma il Rotary di Padova in genere, che ci ha dato una mano. E quindi siamo operativi, partiamo e siamo operativi e autosufficienti per 72 ore, quello che viene richiesto ad una unità cinofila nel periodo, perché dopo le 72 ore è difficile trovare ancora superstiti in grado, cioè ancora in vita, e certo. Quindi anche se alcuni cani poi vengono utilizzati anche per il ritrovamento poi dei corpi, cioè. Noi siamo partiti con il cuore in mano perché, ripeto, avevamo già fatto l'Aquila ma non con i cani, ma come volontari e siamo in questa avventura. Devo dire che il mondo c'era da matrice ed è arrivato velocemente, contrariamente poi a cosa dicono, però i volontari c'erano e anche, non dimentichiamo, i vigili del fuoco che sono in primis i soccorritori, hanno fatto un lavoro enorme. Noi siamo Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo e quindi operiamo come volontari nella protezione civile, il Dipartimento Nazionale ci attiva e noi arriviamo nei luoghi dove succede
l'evento, dove la catastrofe, siamo abilitati anche ad essere chiamati all'estero, quindi potenzialmente, però la nostra attività si svolge soprattutto in Italia. Non so se altre domande, forse... Assolutamente, ne avremmo 100 di domande, perché è un argomento che interessa molti. Poi si dice che il cane sia il migliore amico dell'uomo e effettivamente è proprio così. Sì, è vero. Io a casa e mio marito, che è un rotariano, ormai vive con 4 cani. Perché? Mia ha 6 anni e sarà l'ultimo intervento che ha fatto, quello di Amatrice. Speriamo che non ci sia bisogno di altro. Però nel frattempo, naturalmente, in casa sono arrivati altri 2 cani. Uno perché mio figlio ha deciso di fare la stessa cosa che faccio io e quindi anche lui ha cominciato con un cane. Secondo perché Mia adesso, penso per il prossimo anno, andrà in pensione. I cani possono essere operativi a 2 anni e a 7 nella nostra associazione smettono di lavorare e quindi restano con noi, quindi la famiglia aumenta inevitabilmente se si vuole mantenere cani operativi. Grazie. Meritato applauso, direi, per l'impegno. Perché c'è un esercito, no, che lavora in sordina e, come lei dice, sì, giustamente... bisogna dire anche questo, che la nostra associazione nazionale non ci lascia da soli, cioè le delegazioni sono sparse nel territorio nazionale, però abbiamo una colonna mobile e quindi nel momento in cui noi siamo stati mandati ad Amatrice, dietro avevamo tutto il supporto, quindi finito di lavorare con i cani abbiamo cominciato a montare tende. State con le mani in mano. No, si può dire così, no, anche perché lì è praticamente impossibile restare con le mani in mano. Ti viene naturale. Sì, il cuore ti resta, cioè è il cuore che resta in mano. Sia così, speriamo di non vivere mai questi momenti, ma per fortuna esistono anche questi gruppi. Marco, anche lei ha un cane, qualche animale che potrebbe prendere... Per la verità ho un cane, infatti, però una domanda... è giovane, ha 1 anno, è un bracco, Kurzar, pelo corto. Potrebbe essere? Tutti i cani sono adatti? Sì, se si fa l'addestramento giusto penso proprio di sì. Ecco, infatti. Poi hanno i limiti di temporalità, perché è un gioco per loro, quindi hanno dei tempi diversi di risposta. Sì, è vero. Allora, in qualità di Presidente della Commissione della Protezione Civile, ci sono delle novità rispetto alle norme di sicurezza o degli avanzamenti appunto anche in termini dell'ambiente cinofilo, eccetera? Come shelter box, ambiente cinofilo non è che noi lo trattiamo, no, siamo certo, un po' fuori dall'argomento di... No, lo shelter box è una realtà rotariana nata 18 anni fa che è stata un po' tralasciata, poche persone la conoscono, pur essendo una cosa veramente importante e grande, perché è nata in Cornovaglia nell'anno 2000 per conto di un rotariano che era nelle forze armate, il quale ha pensato di creare questi box che sono dei contenitori all'interno del quale c'è una tenda, che abbiamo visto, un kit di prima emergenza, che quando ci sono calamità, la Shelter Box come trust internazionale che ne è nato a seguito dell'inizio, porta questi box nel giro di 24-48 ore sui luoghi dove è successo l'evento. Come vengono lasciati? Cioè si lanciano? Si lanciano, arrivano gli aerei naturalmente, trasporti in aereo, vengono scaricati come abbiamo visto nel filmato, poi c'è tutta un'organizzazione, uno staff che trasporta in qualsiasi modo, avete visto anche a spalle, a secondo delle necessità e dei luoghi dove c'è la calamità, l'evento, vengono trasportati questi box. Ci sono dei rotariani che sono stati addestrati e preparati, c'è una task force rotariana internazionale. Un genio in sostanza. Come? Un genio. Sì, che è un genio rotariano che va a montare e aiutare a montare queste tende in prima emergenza. Siamo intervenuti anche in Italia con il terremoto ad Amatrice, sono state anche delle tende del shelter box. Sì, assolutamente. Oltre alle shelter box ci sono anche i shelter kits, che quando abbiamo visto sono dei kits di prima emergenza, dove dentro c'è un piccone, una pala, un segaccio, dei teli, delle corde, dove nella foresta, in certi posti impervi, questo kit è molto più semplice e si porta sul luogo ed si fanno un primo rifugio. Kit di sopravvivenza. E poi ci sono anche i school box, perché nel momento in cui c'è la calamità vengono portati i shelter box, si ricrea il nucleo familiare all'interno di questa tenda, ne viene data una per ogni famiglia,
ma poi c'è anche lo school box dove ci sono tutte cartelle per i ragazzi e dentro una o due tende si ripristina la scuola che è andata persa. Pazzesco. E quindi c'è un principio di scolarizzazione, continuazione di questo, ma anche la famiglia che continua davanti nella sua vita quasi normale pur nel dramma di quello che è accaduto. Allora, se non sbaglio, mi corregga se dico qualche fesseria, però è una proposta che va verso il premio Nobel, è corretto? Sì, è candidato nel 2018, la Shelter Box è candidata nel 2018 per il premio Nobel. Molto lusinghiera, no? Come direi cosa. direi proprio di sì. Vi posso dare qualche numero dei risultati del 2017. Sono state aiutate 32 nuclei familiari nel mondo con gli eventi che ci sono stati e quindi significa 160.000 persone interessate dai shelter box. Sono stati 24 gli eventi nell'anno a cui sono date le tende shelter box, quindi 2 al mese. 84 volontari rotariani sono andati in giro per il mondo per montare le tende. Sono stati quasi 1530 giorni spesi sul campo di attività. E poi i rotariani hanno dato tutta l'assistenza possibile e portato gli aiuti. Faccio una domanda, perché chiaramente questi kit avranno anche un tempo di esaurimento, chiamiamolo così, quindi con che frequenza bisogna eventualmente cambiare i materiali, aggiornarli? Allora, è un kit di prima emergenza e va all'inizio dell'evento, però ci sono situazioni dove questi kit sono là fermi da qualche mese o da un anno e sono ancora in essere, sono ancora funzionanti. Poi il kit viene aggiornato a secondo dei luoghi, ci sono dei kit in zone fredde dove c'è anche la neve e quindi vengono fatti e adottati con dei sistemi apposta perché siano per i paesi freddi, poi quelli per i paesi caldi. E le tende sono ignifuge, ci sono delle prove fatte che anche se inavvertitamente c'è il fuoco, dopo un'ora viene consumato 10 centimetri di tenda, rimane intonsa, quindi sono a prova di vento, di tutto quello che sono le calamità. Hai mai avuto occasione di provarne uno? No, l'ho solo montata per fare dimostrazione, ma non ho mai avuto l'occasione, fortunatamente. Come dicevamo prima. E mi diceva, quali sono stati i luoghi dove sono stati usati nel nostro paese? C'è stata Amatrice nel terremoto e poi le altre calamità di qualche anno fa, che però io non conosco, non ero nel Rotary, quindi non ho conoscenza bene di dove. Però in giro nel mondo sono molto usati, sì. E relativamente all'intervento del distretto per creare un centro diurno disabili fatto a Cascia, è qualcosa interconnesso? No, perché quello è un progetto diverso, quello di Cascia è un progetto dove, che susseguente alla raccolta fondi per il terremoto, là è stato fatto una struttura edilizia tradizionale con struttura prefabbricata in legno, però è di tipo tradizionale, altra natura, non è certo il shelter box. Shelter box ha una natura proprio iniziale, di pronto intervento, 24 ore, 48, siamo là sul posto e diamo l'aiuto. Sì, questa tempestività diciamo, deve essere riconosciuta. Per ritornare a creare la famiglia, perché quando avvengono questi eventi le famiglie poi si riescono a disgregare, qualche volta i ragazzi vengono portati da una parte, i genitori rimangono sul posto e invece con questo sistema si cerca di dare un'unità familiare. Chiaro. Beh, allora a questo punto io le faccio un'ultima domanda. Come si diventa, se uno fosse interessato con il proprio cane, per cominciare questo tipo di attività nel volontariato? Allora, nel volontariato le parlo della mia associazione, cioè l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, però ad esempio il volontariato, la Protezione Civile Nazionale, noi abbiamo il fortuna che nel Triveneto è istituita a livello comunale, quindi il sindaco è il rappresentante massimo quindi si rivolge al proprio comune, se in questo caso non c'è una delegazione dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, perché noi più volontari abbiamo più siamo contenti, si rivolge al suo comune e naturalmente parla con il sindaco lo metterà senz'altro in contatto con il rappresentante. Per la nostra associazione, ad esempio i Cinofili San Giorgio, per chi abita nel Veneto, noi abbiamo cioè abbiamo unità cinofile un po' distribuite nel Veneto e un po' abbiamo adesso 6 delegazioni, forse entrerà la 7ª che dovrebbe essere Treviso a poco.
Abbiamo un sito, Digita Cinofili San Giorgio, c'è scritto tutto, cioè la cosa importante è non solo avere un cane, nel senso che normalmente noi il volontario preferiamo che faccia prima tutto il corso di sicurezza, il primo soccorso, perché non siamo solo cinofili, in primis siamo soccorritori della protezione civile, quindi dobbiamo essere formati in primis ad essere soccorritori, quello che un volontario può fare, perché ripeto, i soccorritori sono i vigili del fuoco, quindi noi operiamo sempre a fianco delle forze dell'ordine. Questo deve essere ben chiaro, cioè il volontariato è a supporto della società civile e di ciò che è aggregato come società civile. Quindi basta guardare il sito, si digita Vigili del Fuoco in congedo, oppure sul sito viene fuori la sede nazionale, le varie sedi distribuite per il mondo. Noi vogliamo una scuola di 2 anni per diventare unità cinofile. Nella nostra perché non è una cosa improvvisata, non è che oggi è un rapporto stretto che si crea con il cane, sono 2 anni. Normalmente si parte da un cucciolo, però non è detto, nel senso che il cane fino ai 2 anni può sempre essere così attivato verso questa strada, e comunque richiede un grande impegno, nel senso che sono sabati e domeniche spese, tutti i sabati e tutte le domeniche. Cioè un cane non arriva ad entrare in una maceria, non arriva a fare certe cose se non ha un rapporto molto stretto con il proprio, noi la chiamiamo l'altra metà, cioè è proprio una vita svolta in 2, una simbiosi volta in 2. E poi questi cani fanno delle cose eccezionali. Cioè l'unità cinofile si chiama così perché laddove non arriviamo noi arrivano loro, soprattutto in un terremoto, purtroppo è brutto da dire, però è la verità. I cani vanno dove gli uomini non possono andare. È vero, nel senso, rischiando per noi. Anche se ad Amatrice, ad esempio, rischiavamo tutti perché i crolli erano tali che non si poteva ricercare una persona sotto le macerie senza anche i volontari rischiare di proprio. E quindi quando c'era la scossa al segnale si scappava tutti fuori, questo era il concetto. Comunque i cani vanno bene tutti. Jay è stato uno dei cani più, diremo così, attivi, ed è un Jack Russell, perché riusciva ad entrare nei cunicoli, quindi ad essere quindi anche una taglia molto favorevole. preciso nel dare indicazioni ai vigili del fuoco di dove scavare. Questo è l'importante, cioè non è che noi troviamo, i cani ci danno l'indicazione di dove scavare esattamente, quindi per abbreviare quei tempi che ormai sono stretti, perché 72 ore sono molte sotto le macerie. Bene, se fino ad oggi guardavamo i cani con aria gioiosa, li guarderemo ancora con più affetto. Ecco, io pur rispettando che ci sono persone che hanno paura dei cani, quindi io dico sempre sì, non possono entrare dappertutto, però dobbiamo rispettare anche chi ha delle paure che esprime e che non può affrontare, quindi magari siamo sempre un po' ai lati per questo motivo, però insomma sono delle grandi, non vorrei dire persone, ma quasi. Manca la parola, diciamo spesso, sì. No? Questa cosa. Marco, allora il tema di oggi è ispirazione, concludiamo con un pensiero, come ci si ispira in questo ambiente? Allora, ci si ispira con l'acquisto dei shelter box. Sono molto terra. Ci si ispira con quello. Allora ringraziamo. Vorrei aggiungere una cosa. La commissione preposta di quest'anno ha l'obiettivo di andare a trovare tutti i club. Ci divideremo le province e cercheremo di dare assistenza ai club. Chiederemo ad ogni club un piccolo spazio in una serata, magari portando anche la tenda sul luogo per farla conoscere agli amici rotariani di quel club e far toccare con mano quello che è la realtà di questa box che contiene un po' di tutto. Vorrei poi aggiungere che stiamo in contatto quasi, la posso dire quasi fatta, con il club di Jesolo e il club di Madonna di Campiglio, i quali esporranno una tenda shelter box nel periodo estivo, nel mese di agosto, in una delle piazze di Jesolo e di Madonna di Campiglio, e questo darà visibilità a Rotary, a shelter box, al club locale.
Quindi lo shelter box può essere uno strumento per andare in piazza, c'è un evento del proprio città, del proprio paese dove c'è una manifestazione, si può andare con una tenda shelter box. Noi le forniamo coi club provvisoriamente per il periodo che serve, va in piazza con i ragazzi, con Rotaract, si fa vedere, conoscere e raccoglie fondi e si fa quello che fa il Rotary di solito. Allora ringrazio Mario, Fiorio e Nadia Bruseghin. Noi speriamo di non vederci mai più a questo punto. No, noi speriamo di vederci. Solo al bar. Ecco, ma per parlare delle cose accadute, non di quelle future. Aspettavo che cogliesse l'aggancio. No, io voglio chiaramente... dire una cosa, che la cosa più bella è che noi diciamo abbiamo la fortuna di avere molti giovani che adesso si stanno approcciando al nostro gruppo e una cosa che gli diciamo è: imparate a sognare ad occhi aperti, perché è la cosa più importante, cioè il vostro futuro è anche sognare che sia migliore e farsi parte attiva. Grazie, mi sembra un messaggio meraviglioso. Grazie a voi. Nadia, grazie. Siete stanchi? Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine e ora parliamo di bellezza e di cultura, che è un binomio che richiede un'eterna domanda alla quale non riusciamo a dare una risposta. Forse dovremmo chiederlo agli antichi greci, loro sapevano che cos'era la bellezza, ne hanno costruito dei canoni, però alla fine hanno sempre rubacchiato dalla natura. E il prossimo ospite fa di certo un lavoro affascinante, anzi direi unico, anzi UNESCO. Il genere umano a volte scivola e inciampa. E sempre però la lotta continua, comunque verso l'alto. Io credo sinceramente che la vita possiede delle bellezze non ancora svelate. Paul Harris. Bene, allora facciamo un grande applauso per Giorgio Adrian. E sul palco con noi ci raggiunge anche Giuliano Cecovini, Presidente Tutela Patrimonio Artistico, Culturale e Storico. Buongiorno, benvenuto. Ecco qua. Grazie. Ho splendida cravatta, eh? Hai visto? Assolutamente. Vi riassunto un po' tutto. Bene. Possiamo fare tutto attorno alla cravatta. Ci fai una sintesi? Che Sì. è dipinta, vedo. Che cos'è? Una A mano. tempera? Sì. Se c'è la basilica... Vedi? Ci sono i motivi di Padova. Dei ma non templari, sono. cosa sono? Non parliamo di templari, è pericoloso, lo sai. No, con Piero Angela qua si Buongiorno e benvenuto. Prego, accomodatevi. Bene. La possiamo commentare insieme? Grazie. Ringraziamo Branko Maravic, l'artista che l'ha fatta a Sombor. Io gli ho detto solo che mi sto occupando dell'UNESCO a Padova sui temi del 300 e lui ha fatto la cravatta. Poi ci ha messo altri elementi che casomai vi svelo in parte dopo. Esatto, Giorgio. Allora, un lavoro decisamente affascinante, a quanto pare, visto da fuori questo. Sì, anche visto da dentro. Ah sì? Sai come l'ha battuta? Ho visto le cose che voi umani non avete mai visto. Più o meno, forse hai visto dei bei posti, questo sicuramente. Sì, allora sgombriamo il campo da leggende fuorvianti. I siti UNESCO non sono selezionati per la loro bellezza. Non c'è questo criterio in realtà, tra i 10 criteri. Anche se di posti brutti non ne ho mai visti. Sono tutti interessanti. Hanno questo, si chiama valore eccezionale universale. Beh, avete visto scorrere le immagini, no? Quelli vicino a noi. Li conoscete, in Veneto ne abbiamo 5 in questa prestigiosa lista del patrimonio mondiale. Adesso vediamo se ne arriva anche un altro. Fingers crossed, per le colline del Prosecco naturalmente. Si può dire? Qual è? No, non si può dire niente, nel senso che sei in valutazione, quindi non farmi queste domande. Anche perché non volevo essere scomodo, però insomma tra amici, poi qui tutti silenziosi, non è che non esce niente. No.
Sì, sono posti interessanti, perché in realtà la cosa straordinaria di questa avventura che ho avuto modo di conoscere da dentro, perché appena sono arrivato a lavorare all'UNESCO mi hanno mandato subito al fronte, mi hanno messo un elmetto blu, i famosi caschi blu, mi hanno messo dentro un carro armato e mi hanno detto adesso tu e insieme ai tuoi amici dovete difendere, erano i monasteri del Kosovo, subito dopo le guerre nei Balcani, contro gli attacchi che allora erano molto mirati degli albanesi kosovari che volevano giustamente, secondo il loro punto di vista, dare un segnale forte. Quindi il patrimonio è sì una cosa bellissima, ma è anche una cosa che fa molto soffrire perché sono i primi target quando ci sono dei conflitti. Beh, insomma, le immagini di Palmira le avete viste tutti, no? Si fa molto presto a distruggere, si fa un video, si mette su YouTube e si ottiene un effetto devastante. Quindi il primo messaggio è che c'è molto da fare per preservare questa bellezza. So che agli italiani piace molto Il principe di Dostoevskij, no? La bellezza salverà il mondo. Guarda, ero tentato quasi di metterla come introduzione, poi ho detto, ma no, di fronte a Giorgio figurati, poi chissà cosa mi dice. Assomiglio più all'ateo Hippolyte che chiede al principe, ma come questa bellezza salverà il mondo? Bravo, infatti. Questa è la domanda da farsi. E tu cosa dici? Bisogna rimborcarsi le maniche, come fate voi già adesso in realtà. Io vi invito, non so se possiamo anticipare già delle proposte, perché visto che siete così attivi e visto che l'UNESCO sta nel vostro DNA, o meglio, il contrario, voi state nel DNA dell'UNESCO, cioè senza il Rotary International forse l'UNESCO non sarebbe nata, almeno non così come è successo. Avete dato un contributo molto importante e quindi tornate a darlo, continuate a darlo. Ci sono un sacco di cose da fare, ci sono 1073 siti in questa lista, noi ne abbiamo 53 in Italia, quindi quasi il 5%, che hanno un sacco di bisogno di cure, anche quando non sembra. Venezia c'è molto da fare, no? Tanto per stare a casa nostra. E poi ci sono tutti gli altri. E poi ci sono altri cantieri, magari poi alla fine ne elenchiamo qualcuno. Insomma, ci sono un sacco di cose per cui voi che siete così impegnati con i vostri services, le vostre attività, potreste trovare un contesto di senso molto Sentiamo cosa ne pensa Giuliano Cecovini. Innanzitutto io volevo ringraziare il nostro governatore perché ha avuto l'idea di creare questa nuova commissione in ambito distrettuale. E volevo ricordare anche una cosa, che l'UNESCO è nato nel 1946, ma la nostra Costituzione, nata qualche mese prima dell'UNESCO, all'articolo 9 parla proprio della conservazione dei beni del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della nazione. È un articolo che credo che pochissimi conoscano e soprattutto è un articolo che i nostri governi negli anni hanno disatteso completamente, anche perché purtroppo sono stime dell'UNESCO, quindi non cito stime mie ma stime vostre, l'Italia possiede circa il 72% dei beni del patrimonio culturale artistico mondiale. Il nostro Stato non lo tutela e sappiamo benissimo che se un bene non viene tutelato, nella miglior dei casi deperisce, nel peggior dei casi scompare. Sarà Adesso Pompei, questo, no? Pensiamo a Pompei, ma questo a parte quello che può succedere con le guerre, come ha citato prima Palmira o altri siti di quell'interesse lì. È evidente che se noi non pensiamo al nostro futuro, cioè ai nostri giovani, abbiamo pensato prima, però i nostri giovani devono sapere che le nostre radici culturali sono quelle che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati e quindi la conservazione di questo patrimonio che noi abbiamo è assolutamente necessaria. Io penso che il Rotary in questo deve farsi paladino in ambito internazionale, quindi partendo dal nostro distretto, arrivando a tutti i distretti italiani, arrivando a quelli europei e farci sentire in quel di Evanston, come tantissimi anni fa un rotariano italiano è riuscito a farsi sentire per la polio. Ricordo una cosa, nel 2014 i Rotary romani avevano avuto un incontro col Ministero dei Beni Culturali e avevano tentato un accordo per la conservazione del patrimonio culturale di Roma, quindi beni architettonici, foro romano, cose di questo genere.
Non se n'è fatto più nulla, c'è stato un accordo fatto col Ministero, firmato da tutti i Rotary Club romani e lì la cosa si è fermata. Quindi il mio parere è che se noi riusciamo, con l'aiuto ovviamente del Governatore, a scatenare l'interesse su questo argomento e a portare l'interesse a livello non solo italiano ma europeo, perché l'Europa come culla della civiltà occidentale chiaramente ha un patrimonio enorme in tutte le nostre nazioni, forse riusciamo a far capire a Evanston l'importanza di creare una nuova via di azione, che poi penso sia quello che Riccardo abbia in mente, quello di creare una 7ª via di azione del Rotary. Sentiremo poi. Giorgio, quindi quali sono i parametri per diventare patrimonio? Si può dire così, cioè se ci fai una sintesi o ci aiuti a capire? Lo sintetizzo proprio, se parliamo di questa lista importante e famosa, quella di cui davo i numeri prima. Sì, esattamente. Ce ne sono 10 di criteri, adesso non sto qua ad elencarli nel dettaglio, però la cosa più importante è, adesso sto lavorando per esempio a Padova, la mia città natale, per l'inserimento dei cicli pittorici del Trecento. Giotto e tutti gli altri maestri che per un intero secolo hanno lavorato a Padova, quindi dalla Cappella di Scrovegni fino all'Oratorio di San Michele. Bene, sì, c'è anche il Battistero. Beh, a proposito, 2 dei vostri club qui di Vicenza sono già venuti, si sono divertiti un sacco. Il macro criterio è quello che ciò che si candida non solo deve avere un valore eccezionale universale, quindi deve essere una cosa che trascende la realtà locale ma anche quella nazionale, ma deve essere un tassello che ancora manca nella storia dell'umanità. Questa lista ha questa grande ambizione, io ho avuto la fortuna di conoscere alcuni di coloro che l'hanno creata, che poi pensavano di fermare il numero a 100, immaginatevi, siamo arrivati a 1073, quindi molto molto di più. Dicevano, noi vogliamo raccontare la storia del mondo attraverso tutti i tasselli, ne mancano ancora abbastanza e quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Però non è per tutti, non tutti i posti, per quanto interessanti, possono ambire a diventare un sito del patrimonio. Ci sono però anche altri programmi dell'UNESCO, le città creative, le riserve della biosfera, le memorie del mondo. Insomma, l'organizzazione cerca, e qui io lancio un appello a voi, perché io adesso non sono più funzionario, però lavoro come esperto associato, quindi seguo proprio queste candidature, no? Visto che voi ce l'avete nel DNA e fate queste cose che stamattina ho visto essere veramente tante interessanti, si possono benissimo unire le forze, si devono, direi, a questo punto, guai a non farlo, governatore, perché poi diventa molto più bello, visto che chi c'era qua prima ha frequentato le zone terremotate, io sono tornato ieri dalla zona del cratere del terremoto del 2016, lì stiamo facendo partire una candidatura con la regione per un territorio ampio come riserva della biosfera, una candidatura UNESCO e quindi dentro tutti, nel senso c'è molto da fare. Quindi si può fare, Giuliano? Secondo me si può fare assolutamente, l'entusiasmo credo che non ci manca, abbiamo costituito una commissione di esperti, cercheremo di fare qualche cosa, nella mente chiaramente abbiamo dei programmi molto molto importanti che difficilmente riusciremo a portare a termine in un anno. Però riuscire a smuovere l'inerzia che c'è in questo campo e riuscire a portare avanti un discorso che poi duri nel tempo, penso che sia una cosa molto importante. Quello che noi abbiamo in mente sicuramente è quello di censire per quello che è il nostro piccolo distretto i beni culturali più o meno noti, perché chiaramente Venezia la conoscono tutti, Padova, Verona, Vicenza, non ci sono problemi, però anche i piccolissimi centri della nostra regione, del nostro distretto, hanno delle realtà culturali molto importanti. Non so, per fare un esempio, la chiesa di Conegliano con il ciclo di affreschi, dei battuti, eccetera, è una cosa che pochissimi conoscono, che il Rotary distrettuale ha già, cioè il Rotary di Conegliano con l'aiuto distrettuale ha già cercato di rimettere di aiutare a non rovinarsi completamente, ecco perché era in condizioni pietose, adesso è veramente fruibile. Per cui questo è quello che noi cercheremo di fare come commissione. Poi se la fortuna ci aiuta, l'idea è anche di fare verso la primavera dell'anno prossimo
un forum, possibilmente a Venezia avremmo la possibilità forse della Scuola Grande di San Rocco, per discutere dell'argomento e per portare i risultati di quello che la Commissione nel giro di un anno è riuscita a fare. Io mi auguro anche, con l'aiuto questo di Riccardo, di poter contattare tutti i distretti italiani in modo da fare anche una discussione corale e possibilmente alcuni distretti, l'Austria, la Germania o la Francia, in maniera da far sentire la nostra voce a Evanston, una voce corale che abbia qualche speranza di ottenere un risultato più che la certezza. Grazie. Allora un applauso, perché siamo alle battute finali di questa bella mattina. Possiamo dire, Giorgio, che quindi quello che ci serve è una diffusione di una maggiore cultura. Possiamo dire così? Dobbiamo, più cultura per la cultura. Allora concludo con un hashtag e 3 inviti. L'hashtag è più cultura nel Rotary, nel senso pieno del termine. Immaginate solo il significato profondo di questo. Quanto bene state quando leggete un libro che vi piace, quando vedete un film che vi entusiasma, quando uscite da un museo che vi è piaciuto. Ecco, questo è l'essenza della cultura e questo è quello che il mondo ci invidia, perché noi ne abbiamo tantissima, solo che siamo tra i paesi che ne fruiscono meno. Non so se lo sapete, ma quest'anno, il 2018, è l'anno europeo del patrimonio culturale. Va bene? Ne parlano tutti, tranne che in Italia, sottoscritto a parte, e ho visto la cartina dell'Unione Europea che è tutta rovesciata. Quindi in Finlandia vanno 10 volte di più ai musei di noi e ne hanno 10 volte di meno. C'è qualcosa che non funziona. Li devono inventare. Quindi la cultura fa bene, c'è un intero settore che si chiama heritage welfare, cioè il benessere culturale, cioè quanto meglio si sta quando si fruisce il patrimonio, quindi si invecchia meglio, non ci si ammala o ci si ammala molto meno, insomma si sta meglio, ecco. Allora i 3 inviti. A Padova venite quando volete, tanto gli amici di Vicenza hanno già cominciato la serie. Mi dovete solo, quando ci sono, vi ospito volentieri. Per i giovani, dirigo da 2 anni una summer school con l'Università di Betlemme in Palestina su cultura e sviluppo. Certo, mi piacerebbe farla in Italia, però per il momento la faccio lì, ma è aperta a tutti. E il terzo è questo della zona del terremoto, visto che siete già molto attivi, mettiamoci assieme, insomma. Poi a livello nazionale si può lavorare con le sovrintendenze, non è facile, abbiamo tanta roba e quindi è difficile. Sulla conservazione non siamo messi tanto male, ci manca la capacità di valorizzare di più, di aprire di più i musei, di usarli di più, di farci dentro delle attività, insomma, tutto quello che riguarda appunto la valorizzazione. Grazie, direi che questa è stata una chiusura degna di nota, vi faccio un applauso, vi ringrazio per aver portato la vostra testimonianza. Giorgio, in bocca al lupo per il tuo lavoro, grazie mille. Giuliano? Grazie. Com'è andata? Vi fate sentire con un bel applauso? E a questo punto l'applauso lo vorrei sostenuto perché su questo palco sto per chiamare il governatore distrettuale 2018-2019, Riccardo De Paola. Buongiorno Riccardo e benvenuto. I microfoni sono accesi. Com'è andata questa mattinata? Com'è andata questa mattinata? Lo lasciamo dire poi a loro al termine. Preferisco. Io sono molto andare avanti, non è finita, no? Esatto, non è finita, abbiamo ancora una parte, però. Abbiamo il centro. Io, prima di ogni altra cosa, prima di ogni altro, vorrei che qui sul palco, insieme a me, perché non voglio essere da solo in questo momento, vorrei chiamare con me, non la mia squadra, ne parlerò, vorrei chiamare con me tutti quelli che collaboreranno quest'anno all'annata 2018-2019. Che questa lunga lista, è corretto, allora io ti faccio da valletta, concludo il mio ruolo di presentatore e comincio a chiamare, e vi prego di raggiungere celermente sul palco, tutti i presidenti di commissione distrettuale, quindi finanze distrettuali, Otello Bizzotto, informatica e anagrafe distrettuale, Giuseppe Angelini, formazione, Stefano Chioccon, norme e regolamenti distrettuali, Vittorio Cristanelli. Procedura... Prego di venire sul palco, grazie. Sì?
Procedura e cerimoniale, PDG Alfio Chisari. Tutela, patrimonio artistico e culturale, PDG Giuliano Cecovini. Archivio distrettuale permanente, Otello Quaino. Etica rotariana, PDG Franco Possocco. Progetto interdistrettuale legalità e cultura dell'etica, Walter Baldassi. Protezione civile e shelter box, Marco Fiorio. Gestione volontariato, Silvia Bragagnolo. Progetti sociali, PDG Alberto Palmieri. Promozione e relazioni internazionali, Giorgio Sedmac. Comitati Interpaese Scambi d'Amicizia, PDG Alberto Cristanelli. Ambiente e Territorio, Claudio Grigio. Sto morendo ormai, ne ho detti 100.000. Ma quanti siete, tra l'altro? Risorse idriche, salute e fame, Giorgio Vallicella. Rotary per l'affresco, Livio Petriccione. Rotary Global Rewards, Luca Marcolin. Promozione e relazioni con altri club service, Bruno Bazzotti. Innovazione, PDG Riccardo Caronna. Rotary Foundation, Pierantonio Salvador. Nuove generazioni, PDG Alessandro Perolo. Rotaract Interact, Giuliano Bordigato. Rila, Marco Cagliandro. Rila Junior, Diana Michelazzo. Scambio Giovani, Stefano Battisti. Azione di scambio Nuove Generazioni, Stefano Milani. Formazione e lavoro, Evelino Pozzobon. Associazione Alumni, Ugo Tutone. Comunicazione e informazione, Alex Casen. Contatti con Ufficio Stampa Nazionale, Michele Corradini. Ufficio Stampa Distrettuale Relazioni con i Media, Diana Michelazzo. Rotary Magazine e Newsletter, Pietro Rosa Gastalto. Comunicazione digitale per il web e i social media, Iris De Vigili. E la mia voce se n'è andata. E sono solo una parte, sono solo una parte. Ora vorrei chiamare, in parte sono anche qui, vorrei chiamare gli assistenti dell'anno 2018 e 2019. Raffaele Antonio Caltabiano, Otello Quaino, esatto, Giorgio Cossutti, Pietro Rosa Gastalto. Io chiedo solo man mano dividersi per aree? No, allora se puoi ricominciare perché ho bisogno che chi viene chiamato venga da me un secondo. Antonio Caltabiano, Otello Quaino, Giorgio Cossutti, Pietro Rosa Gastaldo. Detto questo perché contestualmente avviene l'investitura ufficiale, oggi ricevono la spiellatura e quindi ricevono quello che è il PIN dell'anno. Riccardo, io faccio preparare l'area 2 intanto. Bene, allora si preparino. Marina Prati, Franz Matteus Intner, Attilia Todeschini, Pietro Luigi De Marchi. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Siamo più sul palco che in tribuna ormai. Palla al centro. Area 3. Alberto Alpago Novello, Alberto Petrocelli, Simona Briganti, Stefano Chioccon e Anna Favero, credo. Buongiorno e benvenuti. Benvenuti.
Allora lei è Anna. Last but not least, area 4. Roberto Busetto, Maurizio Gasperotto, Franco Gobbi, Luciano Giacomelli e Gianni Albertinoli. Buongiorno. 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 Benvenuti, buongiorno. Riccardo, posso chiedere un po' qua e là come si sentono prima e come si sentono dopo? Posso fare qualche intervista? Emozionato? No. No. Allora glielo chiedo dopo, Lei è emozionato? No. Bravo. Allora, com'è stata questa mattinata? Bella. Oh, finalmente. Un applauso a lui che ha dimostrato un entusiasmo spumeggiante, signori. Ma perché io ho visto negli occhi, com'è andata questa mattinata? Superba. Le è piaciuta? Alla grande. Cosa le è piaciuto di più? Soprattutto il fatto che il Rotary sia una associazione mondiale che si cura di aiutare il prossimo che ne ha bisogno, dai giovani fino a una certa età. Quindi è una cosa che uno deve sentire dentro. Se non la senti dentro, e quando la senti ti aiuta a donare di più e ti emoziona. E lei un po' si è emozionato? Adesso sì. Grazie, è vero, ha gli occhi lucidi, l'ho visto. Grazie. Questa è l'autenticità di questo momento. E lei che è l'ultimo come si sente? Molto emozionato. Ma è un ruolo importante, chiudere. È un bel peso da portare. Lo sa che io sono un canoista, in torrente il più forte sta dietro perché raccoglie tutti. Allora è la storia della mia vita. Ah sì? Sì. Allora ho beccato quello giusto. E le è piaciuto questo intervento, questa mattinata? Forte il moderatore. Beh, il moderatore ha fatto un intervento, io l'ho conosciuto, l'ho visto, l'ho voluto. In bocca al lupo. Grazie. Oh, li vedo più luminosi questi signori adesso, vero Anna? Com'è? Assolutamente sì, un grandissimo onore. Davvero? Cosa significa essere ispirati? Oggi è un momento di ispirazione, immagino. Mi ripeto, purtroppo è già stato detto, dobbiamo essere di esempio. È così. Evviva le donne, che voi siete in minoranza quasi, però vi fate sentire. Beh, questo sì, cerchiamo, Sì, ma senza troppa fatica. Ci ascoltano anche quando parliamo qualche volta. Addirittura? Qualche volta. Non in famiglia, si viene nel Rotary a cercare... In famiglia diverso. Così cos'è? Chi comanda in famiglia? Sono da sola con mio figlio, quindi va ti bene, lascio la allora risposta. il figlio, questa è la risposta. La gatta, a dirti la verità. E il suo ruolo comanda. quale sarà? Io sono assistente del governatore, ho che questo onore di essere stata chiamata assieme a questa bellissima squadra ad aiutare questo compito. Allora sarà un grande anno di soddisfazioni. Lo speriamo per il governatore e per le belle iniziative che già ci dimostra di aver preso come questa bellissima mattinata. Benissimo. Carissimo Riccardo, a te l'onore di concludere questo momento. Claudio, grazie intanto per come hai condotto, per come ci hai fatto stare questa mattina. Grazie a voi, è stato un onore. Chiedo un applauso per il nostro... Grazie. Grazie. Mi sono sentito un po' come nel film Ufficiale Gentiluomo, no? Quando gli assistenti sono... Dico, congratulazioni ufficiale, è stato un momento meraviglioso. Ma non è finita, perché questa è una parte, ho detto. Ma con me questo percorso di preparazione l'hanno svolto molte altre persone, quindi chiedo di venire qui con me al mio istruttore distrettuale Roberto Xausa. Roberto. Roberto è stato governatore quando io sono stato presidente, è stato un governatore innovativo, un governatore che ha dato grandi impulsi al nostro Rotary e che mi ha accompagnato davvero per mano per questo percorso. Roberto, ti chiedo
gentilmente di dare un saluto. Ma cosa vuoi che ti dica? È stata una mattinata stupenda, abbiamo rinnovato, innovato, visto facce nuove, storie nuove in un Rotary che ci appartiene. Ragazzi, è veramente l'occasione di mettere a fuoco questi temi, è stata un'occasione stupenda. Grazie invece a te Riccardo, grazie a tutti i collaboratori, è veramente una mattina intensa, grazie ancora. Prima vorrei chiamare qui, perché la squadra è ancora grande, vorrei chiamare qui per un saluto. Non è presente oggi la governatrice incoming del Linnerville, è rappresentata da Alessandra Cacace, che chiedo gentilmente di venire un momento a portare il saluto di Anna Paggiaro Tallon, che inizierà insieme a me il 1° luglio quest'annata. Si scusa, ma e la capisco, ha molti impegni istituzionali che le impediscono di essere presente qui. Buongiorno, sono Alessandra Cacace, sono una PDC dell'International Linnerville e sono anche un membro dell'ICLEB 2060. La governatrice scrive: gentile Riccardo, spiacente di non poter essere oggi presente, come da tuo cortese invito alla distrettuale odierna, per pregressi impegni, desidero rivolgere un caloroso saluto a te, a tutti gli amici del Rotary, del Rotaract, dell'Interact e a tutte le innerine presenti. Ti auguro che questa giornata di lavori sia foriera di un approfondimento proficuo e di indirizzo per un anno di impegno nella realizzazione di progetti, iniziative ed attività che promuovono e consolidino gli alti valori etici di cui il Rotary si è sempre fatto portatore nella società e di cui tu sei testimone. Per l'anno che ci vedrà impegnati come governatori nei rispettivi sodalizi, ti confermo la mia disponibilità a realizzare una fruttuosa collaborazione con stima ed amicizia. Grazie davvero. E vorrei chiamare sul palco il padrone di casa, il presidente del Rotary Club Vicenza, Pierluigi Zanco. Grazie, vorrei ringraziare Riccardo De Paolo e il suo staff che ci ha fatto l'onore di venire appunto nella nostra città e portare il saluto a tutti i partecipanti anche a nome degli altri club della città. È stata una mattina che mi ha entusiasmato e io fra un mesetto lascerò appunto la mia funzione di presidente e devo dire che è stato un anno veramente entusiasmante e quello che ho sentito stamattina mi ha confermato il messaggio che ho provato. Dobbiamo credere in quello che facciamo, è importantissimo che noi ci crediamo e il Rotary delle energie che possono arrivare veramente dovunque, nessun obiettivo ci è precluso. Dobbiamo lavorare insieme agli altri, cioè non chiuderci noi stessi, perché lavorare con gli altri, anche con le altre associazioni come si è cercato di fare quest'anno, porta dei risultati molto migliori e ci permette di farci meglio conoscere. E l'ultima cosa che mi è piaciuto, perché fa parte del messaggio del nuovo governatore, divertirci, cioè deve essere una gioia per noi fare quello che facciamo e darlo agli altri. Buon lavoro a tutti. Ecco, io come dico, io non sono abituato a fare le cose da solo, quindi, e non le ho fatte sin dall'inizio da solo, per cui vorrei con me vicino, così come è stato sin dall'inizio, le persone, ripeto, che hanno accompagnato, quindi chiedo al governatore nominato Massimo Ballotto di raggiungermi. Signori, buongiorno. Se Rotary è uno stile di vita, beh, oggi l'abbiamo avuto. Abbiamo avuto un'altra cosa importante, l'orgoglio di essere rotariani. Oggi mi sono sentito orgoglioso. Guardando questo filmato ho sentito veramente dentro di me che qualcosa sta andando per il verso giusto. E questo devo dire grazie a Riccardo, con il quale abbiamo condiviso fin dall'inizio un bel percorso.
sì, uno stile di vita, e questo sarà un po' il messaggio che penso che abbia voluto portare avanti il nostro governatore. E quindi tutti assieme, tutti i presidenti, tutti uniti, tutti i soci che io vedo qui presenti oggi, numerosi, ma soprattutto questa grande squadra che ha accompagnato e che accompagnerà Riccardo, e che onestamente mi fa paura, perché fra un anno, esattamente fra un anno, non qua, non so dove sarò, ma sarò esattamente con la stessa emozione, con la stessa voglia e con la stessa grinta che ci ha contraddistinto. Riccardo, grazie di tutto, perché la squadra deve essere sempre forte. Ho bisogno di te, Diego Vianello, il governatore designato. Che dire, è stata una mattinata piena di emozione, e devo dire, quando si vedono nelle pagine Facebook le foto di qualcuno di noi con scritto Proud Member, ci sono motivi per essere orgogliosi, ce ne sono tanti. Il nostro distretto è un distretto veramente molto attivo, e è molto attivo e anche composto di persone straordinarie. Tanti sono dietro le mie spalle, con molti di loro ho avuto modo di crescere in questi anni, molti di loro mi hanno veramente fatto da luce e da faro, e io ringrazio di nuovo Riccardo e Massimo per essere parte di questa squadra per gli anni futuri. Grazie. Ma delle persone che mi hanno accompagnato, un ruolo importante l'ha avuto anche l'incoming rappresentante distrettuale del Rotaract, che prego di venire, Andrea Marconi, che oggi inizia il proprio SIDE, quindi ha un weekend molto lungo, perché iniziano il loro evento clou di inizio annata come noi, sempre qui a Vicenza, andremo a trovarli. Grazie Riccardo, perché fin dall'autunno, quando hai cominciato a organizzare i pre-SIPE e poi col SIPE e anche con l'incontro post San Diego, hai sempre voluto coinvolgerci e farci davvero sentire parte di questa squadra. Poi voglio anche ringraziare tutti i membri del tuo staff che seguono il Rotaract e dedicano del tempo a noi. Questa mattina abbiamo sentito numerosi spunti che possono aiutarci ad essere di ispirazione, però, come dirò anche questo pomeriggio appunto al SIDE, ai ragazzi del Rotaract che vengono per iniziare la loro avventura nel direttivo del prossimo anno, la passione dobbiamo sentirla anche dentro, deve venire anche da noi. Per essere di ispirazione dobbiamo avere la passione e tirarla fuori. Se siamo diventati dei soci, se abbiamo scelto di continuare a far parte di questa organizzazione anziché dedicarci ad altro, è perché qualcosa ci ha emozionato, qualcosa ci ha coinvolto e ci ha fatto capire che il Rotary e il Rotaract erano la strada giusta. Quindi anche a voi soci rotariani faccio l'invito di cercare dentro di voi quel qualcosa che vi ha spinto ad essere qui e che vi spinge a dedicare del tempo al Rotaract. E niente, grazie e buon lavoro a tutti quanti. Avrei voluto qui con me oggi, sempre come parte del consiglio consultivo del governatore, la Camilla Brunazzetto, che è la rappresentante distrettuale incoming dell'Interact, ma è a scuola, quindi ha degli impegni perché non è, ma è moralmente con noi. Ecco, qualcuno ha detto presentiamo la squadra del governatore. Questi sono una parte, credetemi, ci sono oltre 240 persone che si occupano a livello distrettuale della vita del Rotary, dei nostri club e del nostro impegno quotidiano. E parlare della mia squadra è un termine che non mi piace. Loro non sono la mia squadra, sono molto di più. Non sono persone che hanno fatto un voto di fedeltà o di lealtà a me.
sono persone che danno il loro impegno volontariamente, sappiamo quali sono i principi, a Rotary. Loro si impegnano, chi da molti anni, chi da meno tempo, hanno deciso di regalare il loro tempo, il bene più prezioso che ci è stato concesso nella vita, perché il tempo è l'unico veramente patrimonio che noi abbiamo e non sappiamo quanto ne abbiamo, hanno deciso di regalarlo e lo stanno facendo. Quindi sono onorato di avere così tante persone. Oggi qui abbiamo i presidenti che hanno deciso di non accompagnare me, di accompagnare il Rotary in questo percorso continuo di evoluzione, in questo percorso continuo di adattamento anche a quelle che sono le nuove realtà sociali, economiche e quelle che sono le grandi problematiche che oggi, sempre più in maniera più pressante, siamo chiamati a in qualche maniera a gestire. E il Rotary ha questo ruolo. Il Rotary ha davvero questo ruolo, l'abbiamo visto oggi. Io volevo oggi dare una panoramica molto breve di quelli che sono le grandi azioni rotariane, ma ne facciamo molte, ma molte di più. Noi siamo presenti in ogni settore, in ogni campo. Il Rotary non ha una sua specializzazione. Il Rotary è presente ovunque, il Rotary agisce a 360 gradi e accompagna sempre le situazioni di bisogno. Noi ci mettiamo al fianco di chi ha bisogno. Noi condividiamo le difficoltà, le problematiche, i problemi che ci sono nelle comunità, nel mondo, perché questa è la funzione del Rotary e lo facciamo in maniera, il parlare del disinteressato è una realtà. Significa che lo facciamo senza alcun fine di raggiungimento di obiettivi personali, non abbiamo motivi di affermazione personale. Paul Harris l'ha detto, una delle più grosse difficoltà nostre è eliminare, combattere questa volontà di affermarci a livello personale per inserirci, immergerci in questo mondo del servizio che ci dà molto, perché noi siamo convinti che siamo coloro che si pongono e risolvono i problemi degli altri. Io ho la sensazione che spesso siano gli altri a risolvere i problemi nostri. Il servire per noi è un momento importante, è un momento, si dice, io ho detto in altre occasioni, è un momento in cui noi in qualche maniera rendiamo la vita di molte persone a colori, no? E quindi diamo la possibilità, abbiamo visto Albarella che è terminato da poco tempo, sono esperienze straordinarie, sono davvero esperienze straordinarie, ma quello che noi otteniamo dal Rotary è molto di più. Il Rotary rende la nostra vita a colori, il Rotary dà a noi la voglia di essere e di cambiare, ci fa sentire vivi, ci fa sentire persone, ci fa veramente capire e forse dare un significato alla nostra permanenza, al nostro percorso che durerà quello che durerà. Quindi il Rotary è un regalo che noi abbiamo, è un'opportunità straordinaria, meravigliosa e lo è nella misura in cui ci rendiamo conto e siamo consapevoli che il Rotary ha una dimensione globale, mondiale. Dobbiamo superare le nostre barriere, abbiamo parlato di barriere prima, barriere locali. I club sono fondamentali, i presidenti sono qui e li ringrazio perché sono qui davvero numerosi, penso quasi tutti. Loro sono sul territorio, ogni giorno si impegnano in sinergia col territorio, con le autorità e fanno e producono 1000 servizi, ma noi dobbiamo fare un passo avanti, ci viene chiesto oggi dal Rotary di fare un passo avanti. Noi dobbiamo acquistare nuove consapevolezze. Il Rotary non può fermarsi al nostro club, il Rotary non può fermarsi al nostro distretto o ai vari distretti. Il Rotary è una realtà mondiale. Noi siamo parte del mondo, siamo cittadini del mondo che hanno dato un contributo a cambiare il mondo, l'abbiamo sentito, siamo nel DNA dell'UNESCO, siamo nel DNA dell'ONU, ci sono state iniziative che hanno davvero contribuito a cambiare e noi dobbiamo, lo ha detto prima anche Massimo, noi dobbiamo essere orgogliosi di questo e solo di questo, non dobbiamo mai perdere di vista quelli che sono gli obiettivi che ci hanno portato ad essere parte di questa organizzazione straordinaria, perché spesso, e lo dico, noi ci fermiamo a guardare la mano, ma non guardiamo l'orizzonte. Abbiamo un simbolo che è un tramonto, è un mare. Ci chiedono di guardare oltre, di andare avanti, di capire che il nostro orto è troppo limitato. Noi dobbiamo veramente portare e guardare a obiettivi di grande respiro. Quando si parla di obiettivi duraturi significa che dobbiamo pensare non al nostro anno, non all'annata del governatore De Pala, all'annata del presidente del club D, ma dobbiamo pensare al Rotary nel suo cammino ed è quello che io dal primo momento mi sono posto come obiettivo. Ho guardato indietro, l'ho detto anche ieri sera a chi mi ha preceduto, ad Alberto, al nostro governatore Stefano e ho guardato avanti a Massimo e a Diego e poi a chi verrà, perché solo così noi riusciamo a fare davvero e a dare quei cambiamenti duraturi nel tempo, perché noi non dobbiamo fare
anno per anno il service straordinario. Noi dobbiamo essere una presenza, un punto di riferimento costante per le nostre comunità locali, italiane e internazionali. Questo siamo noi. Noi spendiamo le nostre professionalità per questo, mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo, anche le nostre risorse economiche. Questo ci siamo chiamati a farlo, siamo chiamati a fare. Noi non siamo delle persone speciali, noi siamo persone che attraverso il servizio trovano fra di loro l'amicizia e superano tutte le barriere, tutte le intolleranze, ma non quelle alimentari, ci sono anche quelle tolleranze di rapporto fra le persone. Noi abbiamo problemi di diversità all'interno spesso della nostra organizzazione, ma la diversità è un'opportunità. Noi siamo i diversi, noi pensiamo sempre che siano gli altri diversi, siamo noi diversi per gli altri e dobbiamo rendercene conto, noi stessi siamo la diversità e quindi dobbiamo credere in questo valore non come un concetto così generico, ma come un elemento fondante che ci aiuti a superare tutte davvero le barriere fra di noi per renderci sempre più forti, sempre più uniti. E il cambiamento non è un valore assoluto, non è necessario, non è che cambiare significhi per forza migliorare. Il cambiamento è anche questa, è un'opportunità. Noi oggi abbiamo la possibilità di fare dei passi avanti, di continuare un percorso che prima di noi ha già fatto. I nostri past governor hanno lavorato per anni, ci sono decenni di vita rotariana. Se siamo qui oggi e siamo così è grazie a loro. E noi abbiamo l'onere, abbiamo la responsabilità di continuare in questo percorso. E quello che ci viene chiesto, allora io ho in mente sempre un'immagine, qualcuno di voi avrà visto il film Forrest Gump, dove c'è lui da piccolo, da giovane che ha delle protesi e c'è una ragazzina, lui è minacciato dai ragazzi che lo prendono in giro e dice corri Forrest, e allora lui fa fatica e io vedo il nostro Rotary, no, che cerca di cambiare, ma a un certo punto lui riesce a togliersi tutte le protesi e a correre e non smette più di correre a una velocità meravigliosa e comincia a godere delle bellezze del territorio, del mondo, della gente che lo segue, delle persone che come lui non capiscono, però sono con lui. Ecco, io ho questa immagine, il Rotary si è tolto finalmente le protesi, si è tolto questo, il Rotary adesso corre, sta correndo, ha già iniziato a farlo e il nostro compito è quello di correre sempre più velocemente. Dobbiamo essere al passo con i tempi, dobbiamo essere davvero un riferimento per tutti. Io che altro posso aggiungere? Ci siamo preparati e permettetemi una cosa, l'ho vista fare, voglio vedere se funziona. Siamo pronti a iniziare questo anno? È un rischio perché se poi allora, lo ripeto, siamo davvero pronti? Sì! Pronti? Bene, allora ci siamo quasi, non abbiamo fretta Stefano, abbiamo ancora un mese e guarderemo con attenzione le cose meravigliose che hai fatto, però noi ci siamo e quindi permettetemi di concludere con quella che è la frase che per me è fondamentale e che qualcuno ha già ripetuto. Io desidero che il Rotary per noi sia una gioia sempre e in ogni momento e quindi che la gioia del Rotary sia davvero sempre in tutti noi. Volevo ringraziare, ho qui con me Alex Casen che è TV7, non dimmi che se sbaglio perché so che a livello familiare non vorrei dire che sei il CEO piuttosto che il direttore, ma diciamo è TV7. Perché oggi questo evento è stato ripreso? Perché è il segnale che ho chiesto sin dall'inizio e vogliamo darlo noi per primo. Noi vogliamo entrare, vogliamo aprire il Rotary alle persone, alla comunità, quindi questo strumento ci dà la possibilità di entrare nelle case di tutto il Triveneto e far vedere per una volta che cos'è il Rotary, che cosa siamo, che cosa facciamo e il nostro compito sarà quello di farlo sempre più profondamente, quindi vi chiedo davvero aprite le porte del Rotary alla vostra comunità, aprite le vostre relazioni, aprite al mondo le vostre attività, non chiudiamoci in noi stessi e questo è stato grazie ad Alex anche per l'organizzazione e per tutto quello che hai fatto e naturalmente non l'ho dimenticato, mancano quelli che dal primo giorno sono stati con me, quindi chiedo di raggiungermi sul palco Ariella Stubeli, la nostra prefetta, e Laura, che sono
le nostre prefette, chiedo ai nostri segretari distrettuali Ugo Tutone e Riccardo Teoldi. Ai nostri ministri delle finanze, Werner Fleim e Otello Bizzotto. Non sono sicuro se chiamarla, vedo che sta sorridendo, ma mi chiameranno, mi chiameranno. Denise, la nostra sorridente segretaria di Bressanone. Bene, questi siamo noi, siamo a vostra disposizione, il distretto è a vostra disposizione e faremo di tutto perché il vostro anno, cari presidenti, sia un anno straordinario, sia un anno ricco di emozioni, perché quello che io vi chiedo è di fare un piccolo percorso per trovare quello che abbiamo detto oggi, essere l'ispirazione. Come trovare l'ispirazione? Sono 30 centimetri, forse 35, ma nel mio caso magari 40. Basta percorrere da qui a qui. Partiamo, facciamo questo percorso, raggiungiamo il nostro cuore e lì troveremo quello che cerchiamo. Grazie. Dopo l'applauso, però, c'è una cosa che qui bisogna dire assolutamente. Un governatore, un grande governatore, non può fare il governatore senza un collaboratore, come dire, che è ogni giorno vicino a te, ogni giorno insieme a te. E vedi, il governatore non è da solo, il governatore è insieme a Cristina. Cristina, vieni con noi, facciamo la foto assieme. Non voleva, allora scherzo.